Buongiorno, ben trovati telespettatrici e telespettatori di Antenna 3. Entriamo in diretta anche per questo lunedì 11 aprile per aggiornarvi su tutti i fronti della cronaca, dell'attualità e della politica a nord-est. Ovviamente con un occhio sempre puntato su quello che sta succedendo in Ucraina, dove sembra scattata l'operazione nel Donbass, l'assalto annunciato nei giorni scorsi a Mariupol, decine di migliaia di morti. Questa è la denuncia di Kiev, del presidente Zelensky, che vediamo riportata anche nell'ANSA appunto IT Kiev, che per l'appunto annuncia anche l'offensiva russa nel Donbass. E poi ci sono le elezioni in Francia con Emmanuel Macron che è in testa sulla sfidante Marine Le Pen, e questo con tutti i risvolti a livello europeo ma anche nazionale. Sappiamo che in questo preciso momento storico questo voto ha un suo peso specifico, ma ne parleremo nel corso di questa diretta che incentreremo parecchio anche sul Vinitaly. Avremo numerosi collegamenti con Verona con il nostro Lucio Zanato per tastare il polso di un settore, di un comparto cruciale per il Veneto e non solo, quello del vino, sospeso fra una ripartenza che c'è stata e questi venti di crisi che soffiano fortissimi, caro bollette ma anche caro materie prime e assenza soprattutto di materie prime. Questo ovviamente succede a Verona, mentre a Chioggia, e ci collegheremo anche con Chioggia, è bloccata una nave russa, un caso che sta diventando simbolico per certi versi. Ma iniziamo come sempre dalla cronaca e da un incidente che si è registrato questa mattina particolarmente grave in via Armistizio a Padova. Un incidente stradale tra due auto, di cui una rovesciata su di un fianco. 2 persone sono rimaste ferite. I pompieri hanno messo in sicurezza i mezzi, li vedete, mentre i 2 feriti sono stati assistiti dai medici del SUEM, arrivati con 2 ambulanze e portati in pronto soccorso. Sul posto anche la polizia stradale per i rilievi. Ed è stato un fine settimana tragico, davvero tragico, sulle strade del Padovano, dove è morto anche un motociclista 41enne di Albignasego. Aveva 41 anni ed era volontario della Croce Rossa Marco Sanavio. Il motociclista, morto sabato intorno alle 20 nel terribile scontro con un'auto a San Giacomo di Albignasego. Un impatto tremendo che non ha dato scampo all'uomo nonostante gli immediati soccorsi prestati dai sanitari del 118. In gravi condizioni un altro motociclista è finito fuori strada a Villa del Conte intorno alle 18 di domenica. 46 anni, residente a San Giorgio in Bosco, il Centauro è stato trasportato in ospedale a Padova con l'elisoccorso. Una domenica iniziata in modo drammatico poco lontano a Campo San Piero, quando in via Straelle, in località Rustica, nell'incidente che ha coinvolto 2 auto, sono rimaste ferite 2 donne. Sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri. Ritorniamo sull'incidente stradale drammatico invece di sabato a Silea. C'è attesa per i funerali di Silvio Bernardi, morto appunto in questo ennesimo tragico incidente sulle strade della Marca. Ciao gigante buono, non ti dimenticheremo. Tra Roncade e Milano il dolore e il cordoglio anche sui social per la tragica morte di Silvio Bernardi. In queste ore la decisione sulla data dei funerali del 39enne originario del Veneziano ma residente a Roncade, che venerdì sera è uscito di strada con la sua Audi a Silea schiantandosi contro una spalletta in cemento, lasciandone nella disperazione la moglie e le 2 figlie piccole, nonché un'intera comunità. Ci mancherai, grande uomo, hai affrontato tante sfide e non ti sei mai dato per vinto, non si può morire così giovani. Sono solo alcuni dei messaggi postati dagli amici sulla pagina Facebook del ristoratore che gestiva la porchetteria di Milano. Pochi dubbi sulla dinamica. L'uomo ha perso il controllo della vettura improvvisamente, sull'asfalto non ci sono segni di frenata. Un colpo di sonno, un malore o una distrazione all'origine della tragedia. Quando i vigili del fuoco l'hanno estratto dall'abitacolo accartocciato, Bernardi era già morto.
Attimi di paura si sono registrati ieri pomeriggio nella Bassa Padovana. Alcuni automobilisti transitando in via Longo in località Saletto, siamo a Borgo Veneto, hanno segnalato ai carabinieri un uomo nudo in forte stato di agitazione che brandiva un macete. Quando i militari sono giunti sul posto hanno trovato un 50enne marocchino che, dopo essersi calmato, ha raccontato loro di essere sceso in strada nudo per protestare contro il fratello con cui vive, che al termine di una lite lo aveva cacciato di casa. E vuole invece raccontare al magistrato la sua versione dei fatti. Il 36enne marocchino accusato dell'efferato delitto dell'uccisione di Adriano Armelin, i fatti tragici di Pieve di Soligo. Oggi è previsto il faccia a faccia con il magistrato. Rilascerà in queste ore delle dichiarazioni spontanee al pubblico ministero Mohamed Boumarouane, il 36enne di origini marocchine accusato di aver rapinato e picchiato fino a procurargli lesioni fatali Adriano Armelin, l'83enne di Pieve di Soligo, morto il giorno dopo l'aggressione all'ospedale Cafoncello di Treviso. Boumarouane, attualmente sottoposto a custodia cautelare in carcere, ha dunque deciso di raccontare al magistrato la sua versione dei fatti accaduti in via Schiratti la sera del 25 marzo per cercare di alleggerire la sua posizione. Al 36enne, assistito dall'avvocato Filippo Vigiano, sono contestati attualmente la tentata rapina e l'omicidio preterintenzionale. Le immagini del muro e degli scalini insanguinati all'ingresso dell'abitazione raccontano di un brutale accanimento nei confronti dell'anziano, che potrebbe aver aperto volontariamente la porta di casa al suo aggressore, presentatosi come commerciante ambulante. Casa in cui i carabinieri del nucleo investigativo di Treviso hanno eseguito dei rilievi tecnici giovedì scorso per raccogliere tutti gli elementi utili a ricostruire con precisione l'accaduto. Ci sono stati controlli molto capillari antidroga nel fine settimana da parte degli agenti della Federazione del Campo Sampierese. Ritorniamo quindi a Padova. Un etto di marijuana conservato in questo sacchetto, una droga particolare, un principio attivo molto alto del 28%, nascosta nel parco dietro Prato Vollenborg a Loreggia, scoperta nel corso dei controlli antidroga dagli agenti della polizia locale della Federazione del Campo Sampierese. Durante i servizi nei guai sono finiti anche 2 minorenni. Un sedicenne è stato sorpreso sempre a Loreggia con 1 grammo di droga, del tutto ignari i genitori, che si sono visti arrivare in casa gli agenti per la perquisizione, durante la quale è saltato fuori anche un coltello. A Campo San Piero, infine, è stato fermato un 17enne che ha tentato di disfarsi dello stupefacente. Ritorniamo alla cronaca del Veneto, ritorneremo fra qualche minuto, ma lo vedo già collegato, lo saluto e lo ringrazio, il sindaco di Val di Zoldo, Camillo De Pellegrin. È uno dei fronti caldi che vi abbiamo raccontato in queste settimane, l'isolamento della Val di Zoldo, della Val Zoldana, dopo gli incendi che vi abbiamo raccontato dal 23 marzo in poi. Cos'è successo? È successo che i versanti della Val Zoldana, dell'imbocco della Val Zoldana, si sono in qualche modo, mi corregga se sbaglio, sindaco De Pellegrin, si sono indeboliti, uso questo termine volgare, a causa degli incendi, provocando tutto un insieme di fenomeni che in questo momento sono monitorati. Oggi doveva essere l'inizio, diciamo così, la riapertura della strada, è molto attesa. Cosa ci può dire in merito, sindaco? Beh, la strada è riaperta da 10 minuti, proprio in questi minuti hanno riaperto. Sì, come diceva lei giustamente, dopo Vaia, che già aveva dato una bella mazzata alla tenuta dei fronti, l'incendio naturalmente ha fatto il resto. Ora noi avremo un periodo di supervisione, diciamo, dove potremo transitare solo fin quando vi sia allerta meteo arancione rossa, questo per alcuni mesi, fin quando insomma Veneto Strade non posizionerà dei paramassi tali da garantire la sicurezza anche in caso di eventi piovosi molto intensi. Situazione peraltro che noi non possiamo, diciamo, accettare se non in via del tutto provvisoria, anche perché non si può organizzare la vita di una comunità, di imprese, di turisti e quant'altro guardando il cielo la sera prima sperando che magari non ci sia l'evento meteo arancione o rosso. Questo è impensabile, quindi la nostra pressione sarà comunque totale e saremo proprio sul pezzo e continueremo a batterci per questa viabilità che è fondamentale.
Il tema, Sindaco, di fatto non è una riapertura tout court, scatta un sistema, chiamiamolo così, a colori rosso, arancione, nel caso quindi di piovaschi, temporali e quant'altro, si ritorna a chiudere con tutti i disagi connessi. Sì, era una condizione sine qua non. Senza questo protocollo presumo che non si sarebbe aperta la strada, quindi abbiamo dovuto in qualche modo accettare, condividendo poi peraltro le preoccupazioni che sono poi legate alla sicurezza. È chiaro però, e su questo non si può avere alcun dubbio, che è una situazione che deve avere carattere di provvisorietà assoluta fin quando non verranno appunto fatte opere, innanzitutto paramassi, e poi una programmazione di qui al breve medio periodo con opere che mettano davvero in sicurezza la viabilità. Ecco, ne abbiamo parlato già altre volte in questa sede, Sindaco. Per la Val di Zoldo occorrerebbe un'iniezione di liquidità seria per arrivare ad una soluzione attesa, e quindi una soluzione che sia reale e che non sia il solito modo di procedere a spizzichi e bocconi. Certo, guardi, un tema sono le opere gallerie che richiedono comunque anni per essere realizzate. Peraltro sorride, nel senso solido, so che fa un po' specie vedere che hanno inaugurato proprio oggi una galleria importante in Alto Adige, ma questo è un altro discorso, insomma. Però un conto è la galleria anche da noi, che richiede tempi di gestione molto lunghi. Noi però viviamo anche oggi e quindi ci attendiamo che vengano fatte opere precise, puntuali, nei siti nei quali sappiamo esserci problematiche ogni qualvolta vi sia un evento di una certa importanza. Quindi cominciamo anche a fare in certi punti interventi, di modo che la gente senta che c'è da parte delle istituzioni un vero interesse e non soltanto dei proclami a lavori importanti, futuristici, che probabilmente rischiamo di non vedere né lei se non cominciamo a dare un po' di concretezza. Ecco, io andrei a circoscrivere la sua affermazione, no? Perché così vediamo anche la differenza. Andare in Val Badia è più facile, inaugurato il nuovo tunnel a Sebato, in meno di 3 anni lo hanno progettato e completato, basta code in Val Pusteria. Questo significa, Sindaco, che se si vuole si può mettere mano anche al tema delle infrastrutture. Sì, è necessario però innanzitutto determinare delle priorità e poi ci vuole una politica che si renda conto che gli slogan della salviamo la montagna, dei quali ormai tutti noi ci puliamo un po', ci sciacquiamo la bocca spesso, no? Come quasi per scaricare anche un po' di sensi di colpa, la montagna va popolata, la montagna va salvata. Beh, appunto, al di là degli slogan ci vogliono azioni concrete, perché il 251, che peraltro coinvolge anche il Friuli, perché noi adesso stiamo facendo un lavoro anche con i sindaci del Friuli che hanno il 251, la Valcellina, anche loro, se noi piangiamo, non è che loro se la ridano, anche perché anni fa, si ricorda, sono stati bloccati per mesi a causa dell'aumento del livello del fiume, che ha causato poi la strada era completamente immersa e quindi non si poteva transitare. Quindi abbiamo un problema comune sulla 251, il sindaco di Colle, il sindaco di Selva, tutto l'Agordino che vuole raggiungere l'autostrada per correre la 251 della Val di Zoldo, perché è l'accesso più veloce. I mondiali, le Olimpiadi di Cortina non sono un affare solo per Cortina, ma devono tenere in considerazione anche questa viabilità. È fondamentale. Senta, nei giorni scorsi, proprio ai nostri microfoni, il ministro Federico D'Incà ha detto sulla Val di Zoldo forse serve anche andare a riprogrammare le risorse in vista delle Olimpiadi 2026, quindi prendere in considerazione non solo la 51 di Alemagna, le varianti, ma intervenire anche d'urgenza sulla mobilità intervalliva. È una linea che la convince? Sì, mi convince fin quando però non vi sarà una chiara definizione di che sorte avrà la SP251. A me piace fare una battuta che è quella del cane con 2 padroni, che sa che fine ha fatto, no? Il cane con 2 padroni è morto di fame, ed è quello che sta accadendo all'SP251, perché oggi è provinciale, ma da 1 anno o 2 si parla che passi all'ANAS. Finché non passa all'ANAS nessuno se ne occupa concretamente, la regione
non se ne può occupare perché è una strada provinciale, non è una regionale. ANAS, che ha le risorse, non è ancora nella titolarità, quindi fin quando non vi sarà una chiarezza rispetto a questo tema, sarà difficile trovare una soluzione. So che l'assessore De Berti se ne sta occupando, mi ha appunto chiamato per informarmi anche di alcuni sviluppi. Certo, non è pensabile togliere risorse da una parte per mettere dall'altra se non c'è prima una sinergia e soprattutto un tavolo di confronto che non scontenti gli uni per accontentare gli altri. Ecco, diciamo che prima delle risorse forse serve semplificare o comunque trovare degli interlocutori, perché questo groviglio di competenze come solito può essere letale e in Italia ne sappiamo qualcosa. Grazie Sindaco De Pellegrina per questo aggiornamento e finalmente una buona notizia per la Valle di Zoldo, nonostante appunto tutti questi che non sono affatto dettagli. Grazie De Pellegrina. A proposito di sindaci sempre in prima linea, do il benvenuto, buongiorno Sindaco Marco Della Pietra, Sindaco di Spresiano. Buongiorno Cristian, grazie per l'invito, buongiorno a tutti i telespettatori. Ecco, parlavamo con De Pellegrin è il suo collega di Val di Zoldo che per settimane ha dovuto fare i conti con un'infrastruttura che non c'era, perché di fatto sono rimasti isolati nel vero senso della parola. È stata attivata anche la DAD per gli studenti che non potevano recarsi a scuola. Il tema dell'infrastruttura è fondamentale in tutti i comuni, in tutti i territori. Per esempio Spresiano sta aspettando tra l'altro anche il collegamento con la Pedemontana Veneta. Sì, credo che sia un tema che riguarda un po' tutti i comuni, chi più chi meno. Problema, attenzione, diciamo una materia che riguarda un po' tutti. No, ecco, l'unica cosa è che all'interno di uno stesso ente si sovrappongono reti viarie di proprietà dello Stato, alcune di proprietà della Regione ed altre di proprietà della provincia e ancora di proprietà del Comune, per cui potete immaginare, ecco, la burocrazia come sia difficile, ecco, in questi casi, per cui non sempre, pur avendo l'idea di come risolvere eventuali problemi o di come fare in modo che i cittadini possano districarsi meglio per le vie del paese, non sempre, ecco, questa visione è accompagnata da una velocità burocratica. E questo è sempre il tema, finiamo sempre lì. Fra poco ci collegheremo con Verona, con il Vinitali, ma prima ritornerei per qualche istante alla cronaca. Nel Vicentino i finanzieri della compagnia di Schio hanno consegnato alla parrocchia cittadina di San Pio X 2,5 tonnellate di pellet sottoposto a confisca amministrativa. Consegnato dalla Finanza Scledense alla parrocchia San Pio X a Schio 2,5 tonnellate di pellet, sottoposto a confisca amministrativa nel corso di 2 operazioni nei confronti di altrettante imprese del Vicentino nel marzo 2021 perché non riportava le informazioni obbligatorie ai sensi del Codice del Consumo, sarà devoluto alle famiglie bisognose del territorio. Valutato che l'illecito amministrativo relativo all'etichettatura non fosse tale da inficiare la qualità del combustibile, è stata concessa la possibilità di devolvere il materiale, consegnato nei giorni scorsi al parroco del quartiere K30. Ecco, questa è la storia che arriva da Vicenza, no? È una storia interessante, questi beni che vengono confiscati, questo pellet che viene sottoposto a confiscato, che viene sottoposto a confisca amministrativa, questo è il termine esatto, e poi devoluto alle famiglie bisognose. Sarebbe un po' quello che dovrebbe accadere sempre anche quando si parla di beni confiscati ad altre, chiamiamole, associazioni, no? Che magari anche più imponenti, esatto, come ammontare di valore. Dovrebbe diventare, diciamo così, un po' il modus operandi. Allora, vedo Lucio Zanato. Lucio, collegato dal Vinitali. Lucio, buongiorno.
Buongiorno Cristian, buongiorno ai telespettatori di Antenna 3. Sì, sono il Vinitaly, ma sono qui a farvi vedere lo stand del Veneto con le colline del Prosecco. Perché vi dico questo? Perché questa mattina sono stati dati i dati della vendita della DOCG, c'è un 18% in più di volume ma soprattutto di valore, ed è una cosa importantissima per questo vino. Perché? Perché si comincia a capire la differenza tra il vino normale e il vino DOCG, quel salto di qualità che permette alle colline eroiche di poter, come dire, sostenersi. Sta cominciando insomma questa strada. I dati sono stati dati nel corso di una conferenza stampa questa mattina alla presenza del governatore Luca Zaia, che cercheremo. Intanto venite con me che vi faccio vedere un po' la bellezza con Nicoletta di questo Vinitaly. Nicoletta, fai vedere quanta gente. Pensate che questa è la 54esima edizione, ci sono 4.400 espositori, di cui 700 top buyer. Giriamo dentro per di qua perché così entriamo, vi facciamo entrare in diretta sul Vinitaly. Ecco qua, avanti la Nicoletta, poi subito dietro io. E questo è lo stand del Veneto. Qui i nomi sono tutti nostri. Naturalmente negli altri padiglioni, sono tutti enormi come questo, ci sono tutti gli altri vini italiani e anche esteri. Dicevo, 4.400 espositori, 700 top buyer. Vuol dire che i top buyer sono quelli che insomma comprano tanto, comprano bene, comprano pagando bene. E quindi vuol dire che c'è una ripartenza dopo, possiamo dire in maniera interessante, 2 anni di stop. È un segnale positivissimo, per quello noi siamo qui a raccontarlo, perché sono quei segnali positivi di cui noi abbiamo bisogno in un tempo così difficile come quello della guerra, che comunque si fa sentire anche qui. Meno, ma si fa sentire. Dicevamo, il lato positivo è questo 18% più raccontato dall'Università di Padova, che ha analizzato i dati della DOCG, e intanto ci stiamo avvicinando allo stand del Veneto, perché noi avremo un appuntamento col governatore, però evidentemente i 1000 appuntamenti che ha il governatore Zaia facile che ci porti un po', diciamo così, nel ritardo. Però intanto ve lo facciamo vedere, perché chi non può venire per 1000 motivi, oppure più semplicemente non ha tempo di venire, possa comunque godere con noi di questi che sono gli elementi importanti del nostro Veneto. E qui abbiamo già il primo nostro intervistato, che è l'assessore Corazzari. Assessore, buongiorno. Cosa ci fa lei qui con il turismo, qui con l'agricoltura, qui con il territorio? Beh, innanzitutto siamo nello stand della Regione del Veneto, perché parlare di vino in Veneto non significa parlare solamente di una produzione d'eccellenza da un punto di vista dei nostri prodotti agricoli, bensì anche di tutto ciò che il vino rappresenta per il territorio. Abbiamo tutto un insieme di attività di promozione del territorio legate al vino, penso alle nostre ville venete, un modo per valorizzare il nostro patrimonio culturale e architettonico anche attraverso l'eccellenza dei prodotti che vengono appunto realizzati in queste ville, che sono sì un fattore di presenza culturale identitaria, ma anche produttiva. Quindi parlare di vino per un Veneto significa parlare della nostra comunità. Senta, lei che sa, a che ora arriva Zaia? Beh, Zaia è qua, perciò è stato qua pochi minuti fa e tornerà fra poco. Adesso gli orari del Presidente variano in base ai suoi appuntamenti. Grazie Assessore, voi avete capito che noi stiamo cercando di raggiungere ovviamente il Governatore, ma non solo. Qui abbiamo tantissime persone da sentire, da raccontarvi. Ripeto, questa 54esima edizione con questi dati positivi. Tra l'altro il Governatore ha anche lanciato un monito al Prošek, quindi alla Croazia. Non continuate in questa strada, perché noi abbiamo tutti i titoli per tenere il termine Prosecco, altrimenti cominceremo noi con ovviamente le rivalse nelle sedi legali anche europee. Questo è stato anche un messaggio chiaro nel corso di questa mattina. Di tutto questo vi racconteremo nel corso dei prossimi collegamenti. A te adesso in questo momento Cristian. Grazie davvero Lucio. Ti faccio solo una domanda, se possibile, Lucio. Assolutamente. Senti più ottimismo tra gli operatori o paura per le tante incertezze del momento che anche noi stiamo raccontando, grazie a te soprattutto nei nostri telegiornali? Prevale la fiducia o prevale la paura tra quegli stand? Guarda, io devo dirti la verità, qui si respira positività, anche solo per il fatto
di essere tornati in presenza, anche solo per il fatto di aver riaperto, ricominciato a costruire gli stand, che significa dare lavoro agli standisti e soprattutto ripartire con le contrattazioni, quindi fare contratti. Capisci che nel momento in cui cominci a ritrovarti, cominci a discutere, cominci a fare le commesse, non puoi che essere in termini positivi, perché se non fai così si ferma il mondo, e qui noi siamo proprio per raccontare che il mondo, nonostante tutto, sta andando avanti. A te. Grazie Lucio, grazie a te e a Nicoletta Rizzetto. Ci collegheremo fra poco. Abbiamo capito che sei a caccia del governatore Luca Zaia, quindi lanciamo un appello perché si faccia trovare da Lucio Zanato. E io intanto lancio, prima di andare in pubblicità, il sondaggio di questa sera di Ring, la trasmissione di prima serata condotta dal vice direttore Ferdinando Avarino. Rinunciare al condizionatore per fermare la guerra. Ovviamente questo sondaggio va a parafrasare le parole di giorni scorsi pronunciate dal Premier Mario Draghi, che hanno sollevato un dibattito, un polverone. Quindi se sì, il numero è quello in verde, lo vedete e lo vedrete in sovraimpressione, 0422 1626 691. Se no, non bisogna rinunciare al condizionatore per fermare la guerra in Ucraina, il numero è quello in rosso, 0422 1626 690. Lei cosa vota, Della Pietra? Glielo chiedo così, proprio a freddo. A freddo? Allora il condizionatore sì, se me lo chiedi a freddo. Capisco la provocazione, però credo che per fermare una guerra ci voglia ben altro, e quindi magari ci si dovrebbe concentrare di più sull'attività diplomatica, che secondo me ancora oggi non è così efficiente come dovrebbe essere. Più che le sanzioni, dunque? No, le sanzioni sicuramente debbono essere comminate, però credo che la parte principale sia comunque la diplomazia, e non vedo altre strade. Ecco, è una dimostrazione plastica di quello che vogliono dire queste sanzioni. Lo vedremo subito dopo la pubblicità, perché andremo a Chioggia, dove sta diventando un vero e proprio caso quella nave russa bloccata al porto. Ci collegheremo con Nicola Marcato, Sandro Ponchio, con loro ci sarà anche il sindaco di Chioggia, Armelao. A fra poco. Di nuovo in diretta, ben ritrovati. Vi dicevo prima il caso di questa nave russa bloccata al porto di Chioggia, ma ci racconta tutto, lo vedo sul posto, il nostro Nicola Marcato con Sandro Ponchio. Buongiorno Nicola, cosa sta succedendo a Chioggia? Buongiorno a te, buongiorno a tutti i telespettatori. Gli effetti della guerra cominciano a farsi sentire anche qui in Veneto. Qui ci troviamo nel porto di Chioggia, dove è ferma da sabato e non sa se e quando potrà ripartire una grande nave russa, la Valeri Vassiliev. Qui da dove ci troviamo non si può vedere la nave, ma vi abbiamo fatto delle immagini dal ponte di Chioggia, dove siamo riusciti a riprendere la nave, immagini che vi abbiamo inviato e potreste le stiamo inviare vedendo, dalla Nicola, regia. le stiamo vedendo. Allora, dicevo, questa nave è in attesa di imbarcare 120 container pieni di elementi d'arredamento destinati alla Russia, ed è ferma qui perché per l'incertezza dovuta all'entrata in vigore di tutte le sanzioni decise dall'Unione Europea contro la Russia. Stando a quanto si diceva ieri, il chiarimento dovrebbe arrivare nelle prossime ore. Il portavoce degli spedizioneri marittimi internazionali ha detto nel frattempo che, stando ad alcune comunicazioni ufficiose, le navi russe
potranno continuare ad attraccare e imbarcare e sbarcare fino al giorno 16 di aprile. In tal caso le operazioni dovrebbero aver corso senza alcuna perdita di tempo. Manca tuttavia ancora l'ufficialità, per cui la nave è ferma in porto. I lavoratori portuali si domandano se quest'oggi potranno o meno procedere al carico della stiva, e i marinai russi si chiedono ancora quando potranno ripartire. Dopo il Covid, dunque, le maestranze portuali hanno paura a questo punto della cassa integrazione. La preoccupazione, vi dico, è tanta perché il porto, oltre a questo caso dei container, di questa nave russa bloccata, è destinato a risentire di questo blocco, no? A causa delle sanzioni, dei prodotti lavorati verso la Russia e della paralisi dell'importazione di materiali ferrosi provenienti da entrambi i paesi in guerra. Quindi il blocco totale ecco, dimmi. c'è una vera e propria fase di stallo, quindi dovuta anche al fatto dell'incertezza proprio delle normative, perché di fatto poi i pacchetti sanzionatori nei confronti della Russia si sono succeduti in queste settimane a ritmo anche abbastanza frenetico, e quindi poi le varie agenzie doganali, gli spedizionieri, gli uffici di commercio internazionale delle aziende, dalle più piccole alle più grandi, si stanno in qualche modo informando, e non sempre le informazioni sono cristalline. Nel frattempo vedo che ti ha raggiunto il sindaco di Chioggia, Armelao. Sì, mi ha raggiunto adesso in questo momento il sindaco. Il problema lo conosce, la preoccupazione è tanta anche per i lavoratori del porto di Chioggia, perché poi le ripercussioni con le sanzioni si avranno anche in futuro. Lei cosa ne pensa, sindaco? Sì, è chiaro che le preoccupazioni ci sono, ma riguardo alla nave che abbiamo qui nella banchina al porto commerciale di Chioggia, sta caricando di moduli abitativi, è regolare ancora, e quindi entro il 16 lascerà le nostre acque nazionali, quindi sta caricando questi moduli abitativi, appunto poi ritornerà in Russia, ecco. Quindi so che le sanzioni iniziano dal 16 di aprile, quindi questa nave potrà partire regolarmente, e ovviamente dopo il 16 non ci saranno più navi russe che entreranno nelle nostre acque. Ecco, hai domande da studio? Il sindaco rassicura, dice che tutto è questione di ore, che tornerà tutto alla normalità, insomma, perché il blocco ci dovrebbe essere dal 16 di aprile in poi. Certo, e al sindaco Nicola chiederei proprio una sua opinione generale sulle sanzioni alla Russia, se secondo lei sono giuste, se sono misure eccessive, se sono misure boomerang per l'economia, come alcune categorie economiche stanno in qualche modo sottolineando, e se sì, che cosa bisogna fare? Attivare delle misure compensative? Sarei molto curioso di sapere che cosa ne pensa il sindaco di una città portuale importante come Chioggia. Dallo studio dicono queste sanzioni quanto peseranno in futuro per lo scalo clodiense, perché i problemi stanno per iniziare, insomma. Se sì, cosa bisognerà fare per sopperire a questi problemi dovuti alle sanzioni? Beh, adesso chiederò chiaramente i dati alla polizia di frontiera, no? La polizia di frontiera che c'è qui, che lavora presso il porto commerciale di Chioggia, tanto per avere i numeri, diciamo, delle navi battenti bandiera russa che entrano nel nostro porto, chiaramente. Quindi per quanto riguarda questa, tutte le navi russe che sono entrati, che sono presso i nostri porti italiani, so che devono uscire entro il 16, poi dal 16 in poi non potranno più entrare. È chiaro che si ferma una sorta di commercio verso la Russia, e sicuramente ci sarà
qualche ripercussione anche a livello economico. Le sanzioni secondo lei sono giuste? Oddio, io credo che le sanzioni siano giuste, ma a farne le spese mi dispiace che siano magari i cittadini, il popolo russo, che magari non condivide l'azione che sta facendo il proprio presidente, insomma, no? Quindi credo che a farne le spese siano sempre i cittadini o comunque i lavoratori. I lavoratori di Chioggia. Anche in questo caso chiaramente anche i lavoratori di Chioggia, però su Chioggia stiamo puntando molto alle navi da crociera, quindi stiamo puntando molto alle navi da crociera, spero che ce ne siano già quest'estate. Ho un incontro importante domani proprio col presidente dell'autorità portuale, quindi vediamo di far anche ripartire il nostro porto, che sia anche riconvertito anche per il turismo, ecco, sotto porto turistico, che è quello che noi come Chioggia aspettavamo da tanti anni. Attenzione, quindi lei sindaco lancia, questo è un annuncio importante per Chioggia, sindaco Armelao, è una sorta di guanto della sfida lanciato alla crocieristica che adesso veneziana, che sta traslocando a Porto Marghera. Abbiamo visto l'inaugurazione del primo approdo nella giornata di venerdì. Dunque è un guanto di sfida, dopo la crocieristica di Venezia adesso partirà anche Chioggia con il turismo. Sì, un guanto di sfida, ma diciamo che non è che dobbiamo magari far sfidare Venezia chiaramente, però so che su Venezia ci sono delle problematiche. Noi abbiamo detto che come città siamo pronti ad accogliere le navi da turismo, le navi da crociera, piccole e medie, perché abbiamo un pescaggio fino a 7 metri, quindi tutte le navi che possono entrare nel nostro porto commerciale, nel nostro porto turistico dei saloni, ben vengano. Noi abbiamo già dato ampia disponibilità sia al presidente dell'autorità portuale sia anche alla capitaneria di porto, quindi dalla parte dell'amministrazione comunale nessun ostacolo, ben vengano i turisti che arrivino a Chioggia. Grazie davvero, grazie Nicola, grazie per questo tuo collegamento e grazie al sindaco Mauro Armelao, buon lavoro. Grazie mille. Ecco, sindaco Della Pietra, ritorniamo sul discorso delle sanzioni alla Russia. Lei diceva, rispondendo anche alla domanda del sondaggio di Ring di questa sera, rinunciare al condizionatore per fermare la guerra, sanzioni sì, ma attenzione, vanno maneggiate con cura e soprattutto devono essere studiate da qui ai prossimi mesi delle misure compensative per quelle aziende che comunque risentiranno di queste sanzioni. Sono pienamente d'accordo anche con quanto detto dal collega di Chioggia, effettivamente poi dopo chi ci rimette, qua si dice sempre il porocan, no? E quindi sì, vanno modulate e vanno sicuramente combinate a ragione, non così solo per far vedere chi è più forte di chi, no? Perché molto spesso si crea una battaglia anche da questo punto di vista che non porta di fatto a nulla. Occorre mediare, come occorre mediare sempre, in certi casi soprattutto, però ecco, la sanzione non si può neanche dire no, non combiniamo sanzioni, perché altrimenti si tratterebbe quasi di un ok vai, no? Certo. Di una manleva nei confronti anche di perché Putin. Attualmente non ci sono altri strumenti di se fatto, non per l'appunto entrare in guerra o comunque... Allora, o si entra, esatto, o si parte con l'azione militare, ma questa è da scongiurare, sì, assolutamente da scongiurare, oppure c'è tutta la parte economica che però di fatto crea un impasse anche per i nostri cittadini in questo caso. Francamente non saprei dare un altro giudizio perché c'è questa situazione di stallo che non porta bene a nessuno. Bisognerebbe, ripeto, e rischiando anche di essere di dire sempre le stesse cose, essere ripetitivo, forza con un'azione
seria di diplomazia. Per seguire quindi la via della diplomazia anziché quella del riarmo, ma ci torneremo. Alberto Villanova, buongiorno, capogruppo della Lega in Consiglio regionale del Veneto. Villanova, eccoci, buongiorno. Chiedo anche a lei, abbiamo visto proprio plasticamente cosa sta succedendo a Chioggia, la sua posizione sulle sanzioni, che vanno a colpire tra l'altro l'economia veneta in particolar modo. Nei giorni scorsi lo ha sottolineato anche il presidente di Unioncamere Veneto Mario Pozza. Allora, le sanzioni sono uno dei pochi strumenti che abbiamo a disposizione come Occidente, come Unione Europea per diciamo, contrastare quella che è l'azione di Putin. Penso che nessuno di noi voglia vedere i militari europei occidentali impegnati in azioni di guerra contro i russi, e speriamo che questo non accada mai, perché sarebbe veramente un passo verso la terza guerra mondiale. Le sanzioni è giusto applicarle per rallentare Putin, però vanno applicate con intelligenza. Questo cosa vuol dire? Se una parte delle sanzioni che sono iniziate più di 45 giorni fa avevano l'intento di minare il consenso interno di Putin, abbiamo visto che questo non sta funzionando. Non sta funzionando perché Putin sta rafforzando il proprio consenso interno. Dai sondaggi che abbiamo visto proprio in questi giorni, più dell'80% dei russi è a favore dell'azione, dell'operazione speciale, come chiama il presidente russo, questa invasione, questa guerra in Ucraina, e quindi le sanzioni non stanno avendo l'effetto sperato, cioè quello di sperare in un rovesciamento dal basso di quello che è il regime russo. Alla luce di questo bisogna stare attenti che le sanzioni non portino più danno alle economie dell'Occidente, le economie soprattutto europee, rispetto a quelle che stanno portando l'economia russa. Perché se pensavamo di vedere i supermercati russi senza generi alimentari o comunque in situazioni di carenza, in situazioni di difficoltà, e i russi in coda alle banche per tutto questo tempo con la paura di un default, in realtà questo non lo stiamo vedendo. Abbiamo visto nei vari servizi che sono stati fatti dai corrispondenti a Mosca o comunque nella Russia, certo, abbiamo visto che all'interno dei supermercati le materie non mancano. Diciamo che per il momento non stanno, queste sanzioni non stanno ottenendo l'effetto sperato. Do il benvenuto, è appena arrivato qui in studio Francesco Biasin, assessore al sociale del comune di Silea, ma vedo collegato con il nostro Lucio Zanato, ogni promessa e debito, il governatore del Veneto Luca Zaia. Buongiorno di nuovo Lucio e buongiorno al Presidente. Buongiorno Cristian, buongiorno ai telespettatori di Antenna 3, in diretta dal Vinitaly abbiamo il Presidente del Veneto Luca Zaia. Buongiorno. Presidente, allora partiamo dalla notizia che abbiamo dato prima, cioè questa nave russa bloccata, però anche dal fatto che il Veneto è l'unica bandiera con la scritta pace. Sì, direi che è fondamentale, 1100 anni di storia, 1100 anni di bandiera o giù di lì, è l'unica bandiera che al suo interno ha la parola Pax, che vuol dire pace, Pax Tibi Marcia Evangelista Meus. Speriamo che questa bandiera porti tutti alla ragionevolezza, al buonsenso, che finisca la guerra. Non abbiamo bisogno di prove muscolari, non siamo convinti noi veneti che l'escalation di chi ha più armi significhi tornare alla pace, ma è un'escalation che è pericolosa. Quindi per questo motivo io penso che sia fondamentale fare riappropriare i grandi della terra del linguaggio della diplomazia e che ci porti a un armistizio prima e poi alla pace. Senta, però il Veneto è preoccupato perché anche ieri e l'altro ieri l'ha ribadito. Noi così non riusciamo ad andare avanti economicamente perché ci mancano le materie prime. Noi abbiamo un grosso problema rispetto all'autonomia alimentare e all'autonomia energetica, questo è un grande problema, è venuto fuori con la guerra e questo sta a significare che noi dobbiamo fare in modo di rinegoziare il PNRR, che sono 230 miliardi di euro, in maniera tale che questo paese sia autonomo dal punto di vista alimentare e autonomo dal punto di vista energetico, altrimenti le aziende chiudono, stiamo vedendo già dei fermi produttivi, viviamo un'economia di guerra senza le bombe. Senta Presidente, però adesso andiamo un po' in positivo. Cosa prova a rivedere questo Vinitaly con tutte queste persone, i buyer, gli espositori, insomma questo mondo che si sta rimettendo in moto dopo 2 anni di fermo? È una grande gioia, consideri che l'ultima edizione l'abbiamo fatta nel
aprile 2019. Oggi abbiamo 4.000 espositori, 19 paesi presenti tra gli espositori, abbiamo 700 buyers da tutto il mondo, 50 paesi rappresentati, dei 700 buyers 130 sono degli Stati Uniti. Direi che ci sono tutti i presupposti per avere assolutamente un buon Vinitaly. Il Veneto è la prima regione d'Italia per produzione di vini, il Veneto è la regione che è grande esportatrice, esportiamo 2 miliardi 245 milioni di euro di vini, e se andiamo a vedere la classifica mondiale c'è prima la Francia, poi come grande esportatore l'Italia, terzo paese ovviamente la Spagna e quarta realtà il Veneto, poi c'è al quinto posto c'è l'Australia, al sesto posto c'è il Cile. Senta, con questa classifica non è che poi pensa che Crozza avrà qualcosa da ridire? Ma insomma, Crozza fa il suo mestiere, io faccio il mio e sono qua a difendere il Veneto, io faccio l'amministratore delegato del Veneto, ho come oggetto sociale difendere il Veneto e non mi devo preoccupare degli altri. A proposito di difesa del Veneto, lei oggi è stato molto duro per quanto riguarda il Proscic. Beh sì, allora guardate, noi abbiamo una riserva nome, sempre su mia iniziativa, un decreto mio del 2009, che dà l'esclusivo utilizzo del nome Prosecco alle zone a denominazione, cioè noi. Quella riserva nome parte dal presupposto che c'è una città che si chiama Prosecco, vicino a Trieste, un piccolo comune, che fra l'altro si chiamava Prosec prima di chiamarsi Prosecco, quindi il termine Prosec è nostro, quindi non dobbiamo solo difendersi, ma dovremmo attaccare e dire a sti signori in Croazia che non devono più utilizzarlo perché stanno utilizzando il nome nostro, così la mettiamo a posto subito la roba. Però lei ha detto se non la finiscono cominciamo noi, cioè non dobbiamo più giocare in difesa, dobbiamo cominciare a giocare in attacco. Io resto convinto di questo, se la riserva del nome ce l'abbiamo noi con un mandato europeo chiaro, oggi dobbiamo noi tutelare questo nome che ci è stato dato in esclusiva. Senta, poi tra i dati oggi c'è questo 18% in più per la DOCG, un dato importante che fa capire che i clienti stanno capendo la qualità e soprattutto l'eroicità della produzione delle colline UNESCO. Che è la prova provata che il lagnarsi non serve a niente. Ho sentito per anni dire che ma la DOC, alla fine se cresci del 18% vuol dire che hai fatto un gran lavoro, che fai qualità e quando vai sul mercato, pur costando di più, con un prezzo più alto, ti riconoscono questa qualità. Senta, poi tra le altre cose, siccome si parla di territorio... Scusa, che non vuol dire che la DOC non fa qualità, ma siccome c'è sempre questo dibattito DOC-DOCG, ognuno ha la sua storia, la DOCG è il cuore, la storia, l'identità, è la culla del Prosecco e la DOC poi è quello che è stata la naturale estensione. Vorrei ricordare a tutti i produttori che prima del mio decreto l'uso esclusivo del nome Prosecco non ce l'aveva né la DOC e neanche la DOCG, e c'è qualcuno che è convinto di aver ceduto il nome, non ce l'avevate proprio. È col mio decreto che diventa esclusivo. Senta, abbiamo parlato di colline UNESCO, lei dice attenzione perché adesso arrivano i turisti, sì. Dopo la pandemia arriveranno i turisti, ma siamo pronti? Sì, dobbiamo essere pronti anche perché non dobbiamo realizzare alberghi ma un albergo diffuso, recuperare e restaurare tutto quello che c'è nel territorio dell'area UNESCO. Considerate che oggi facciamo 250.000 presenze turistiche, al 10° anno arriveremo a 1.200.000 presenze, per cui si incrementerà molto ed è fondamentale che tutti capiscano che l'ospitalità dovrà essere diffusa. Senta, allora Veneto sempre più turismo e sempre più prodotto vitivinicolo, cioè primario? Sì, diciamo che questa è un'industria che fattura 6 miliardi di euro. Se aggiungiamo a questa l'industria del turismo che ne fattura 18, capiamo che andiamo a 24 miliardi di euro, è un buon fatturato sui 180 di PIL del Veneto. Adesso sentiamo se dallo studio ci sono delle domande, se no restituisco la linea. Sì, Lucio, vorrei chiedere una reazione proprio a caldo al Presidente perché oggi il Premier Draghi sarà ad Algeri, in Algeria, per contrattare nuove forniture sul gas. Fa bene il Paese a guardare altrove? È la strada giusta? Mi chiedono dallo studio, Cristian, oggi il Premier Draghi in Algeria per firmare un trattato per quanto riguarda il gas, è la strada giusta? Sì, per carità, è comunque una soluzione diciamo immediata a un problema che abbiamo. Io spero che la prossima firma sia quella della pace. Grazie, Cristian, a te la linea.
Grazie Lucio, grazie a te e al Presidente della Regione del Veneto Luca Zaia. Lo avete sentito, i temi sono tanti, c'è questa dichiarazione di guerra, anche se il termine magari in questi tempi può essere equivocato, nei confronti del Prosek croato, quindi quale miglior sede a livello politico e istituzionale del Vinitaly per ritornare su questa questione che è comunque caldissima e non è stata risolta a livello comunitario. Poi ovviamente c'è anche tutto il tema della cosiddetta Golden Power sui vigneti UNESCO, lo ha accennato il Presidente, ma è il tema un po' di questi giorni, cioè trovare il modo di tutelare i vigneti locali contro quelli che possono essere degli atti un po' aggressivi d'acquisto da parte di aziende straniere, magari di una certa dimensione. Comunque, come sentite, prevale l'ottimismo, prevale la fiducia. Villanova. Il Presidente Zaia, adesso non la vedo, forse la vedrò fra qualche istante. Il Presidente Zaia dice che bisogna perseguire la via della pace, lo ha detto poco fa anche il sindaco Marco Della Pietra, è un po' l'espressione che utilizzano un po' tutti in questo periodo, ma davvero si può perseguire la via della pace quando Zelensky e Kiev dicono che a Mariupol ci sono ormai decine di migliaia di morti e che c'è una stretta di fatto da parte di Mosca sul Donbass e l'assalto è imminente? Allora, la pace è sicuramente la soluzione, però per fare la pace bisogna avere la disponibilità dei due contendenti a sedersi a un tavolo e a parlare seriamente. Ora non credo che ci sia la disponibilità né da parte dell'aggressore né da parte dell'aggredito di sedersi al tavolo per trovare una via che possa essere che vada bene per tutti e due. Allora, sicuramente quello che stiamo vedendo in Ucraina è qualcosa a cui non eravamo preparati, non eravamo pronti a vedere bombardamenti di città europee nel 2022 con città come Mariupol che è distrutta per il 90%. Queste sono cose che succedevano durante la seconda guerra mondiale o che abbiamo visto nei Balcani nei primi anni 90, ma vedere città europee bombardate in questo modo era qualcosa che nessuno di noi era pronto a vedere. Non credo che dal punto di vista dei russi al momento ci sia la volontà di arretrare, non ci sia la volontà di lasciare tra virgolette libere le parti orientali dell'Ucraina che hanno occupato, e soprattutto sarà da vedere se effettivamente partirà questa grande offensiva che vuole unire la Russia, la Crimea per arrivare forse fino alla Transnistria. Sinceramente qui stiamo parlando veramente di una guerra che potenzialmente potrà andare avanti ancora per mesi, se non di più, quindi io voglio veramente sperare che si torni alla ragione. Ricordiamo che il nostro paese ha sempre avuto dal punto di vista diplomatico dei grandi rapporti che possono essere utilizzati magari dietro le quinte per cercare una mediazione. Io credo che vanno bene le sanzioni, vanno bene tutte le attività che può permettere alle strette il regime di Putin per farlo, diciamo, per arrivare a farlo smettere in questa aggressione, però credo che dietro le quinte sia importante che ci sia veramente un'azione diplomatica e che tutti gli stati che hanno dei rapporti con la Russia si mettano in moto per far cessare le ostilità il prima possibile, perché di certo non possiamo andare avanti, anzi soprattutto gli ucraini non possono andare avanti ad avere migliaia di morti e le città bombardate ancora per mesi o anni. Connessa la questione del riarmo, anche qui ne stanno parlando tutti, i paesi europei stanno procedendo un po' in ordine sparso, ha iniziato di fatto la Germania annunciando investimenti fino al 2% del PIL, poi si è accodata in qualche maniera anche l'Italia. Questo è, diciamo così, un tema connesso all'escalation che abbiamo vissuto in questi ultimi 40 giorni. Assessore Biasin, lei è appunto assessore in comune a Silea di area centro-sinistra. Che considerazioni si sente di fare? Condivide la linea per esempio di Villanova?
Sì, di fronte alla pace io credo che non ci sia l'obiettivo da raggiungere. Parlare di pace oggi credo sia abbastanza difficile, quindi condivido. Sta diventando forse un'utopia ed è quello che fa più paura. Le scene che arrivano sono devastanti, per cui io credo che in un mese siamo tornati praticamente a 30 anni, alla fine della seconda guerra mondiale. Quindi il tema del riarmo non è più un tabù nemmeno, per esempio, per il centrosinistra. Lei rappresenta quell'area nonostante lei faccia parte di una lista civica a Silea. Non è più un tabù quindi il riarmo? Allora, il riarmo deve essere un tabù e ve lo dico in maniera ironica e ci spero veramente. La pace è l'obiettivo. Io spero non si parli neanche più di riarmo, parlare già di percentuali aggiuntive a bilancio per il riarmo è comunque qualcosa di estremamente grave. È grave, ma è obbligato? Ci siamo dentro, è chiaro che aprendo i giornali è abbastanza inevitabile. L'Italia in questi anni probabilmente non ha investito, ma perché abbiamo investito in altro, fossero anche solo valori di pace. Parlare di riarmo è una sconfitta, lei dice? Assolutamente sì. Non me la sento neanche effettivamente di dire, se non vorrei veramente non trattare la cosa. Tra l'altro da obiettore quale sono, per cui sì, per me è veramente dura. Diciamo che ogni parola lei la sta soppesando da questo punto di vista. Della Pietra, prima gliel'ho già chiesto, quindi facciamo un passo ulteriore. Stiamo chiedendo tutti la pace, ma allo stesso tempo non ci crediamo fino in fondo, nel senso, l'escalation alla quale stiamo assistendo anche in queste ore ci dicono che forse la diplomazia non basta, e quindi? Giustamente lo chiedete a Della Pietra che ha la risposta. No, e quindi bisogna persistere, bisogna perseverare, bisogna trovare il pertugio dove andare ad inserirsi e cercare di trovare quel tavolo che diceva anche il consigliere Villanova per metterli a sedere entrambi in questo caso. È difficile sì. Però pensate quanto difficile sarebbe se la NATO scendesse in campo e si cominciasse davvero a tirare dentro altri paesi in questo conflitto. Di fatto si scatenerebbe la terza guerra mondiale. E poi, ecco, io sono sempre stato dell'idea che si debba scegliere la soluzione meno drastica in tutto. In questo caso qua mi pare abbastanza evidente e logico. Il discorso riarmo è un discorso anche un po' a sé stante, se vogliamo. Credo che giochi un ruolo fondamentale anche dal punto di vista psicologico, se devo dirla tutta. A volte sai, per far vedere che comunque sei pronto, magari fai delle azioni e poi dopo però ti fermi a quello. È vero che questa azione costa dei soldi e sta cosa qua no. Scusatemi se la banalizzo anche e parlo solamente dell'aspetto economico, però di fatto, sai, quando si parla di un 2% del PIL capisci bene che si parla di tanti miliardi. In un paese dove magari ci sono altre priorità. Ci sono sicuramente, e priorità tra l'altro anche legate a questo conflitto, perché non dimentichiamoci che adesso si apre tutta la partita dell'aiuto ai profughi e di fatto anche lì ci sarà assoluto bisogno di risorse da parte dello Stato centrale. E poi ci ritorneremo, perché anche questo è un nodo fondamentale, se poi lo allarghiamo anche a tutto il tema dei minori non accompagnati, che cominciano a essere tanti anche in Veneto. Erano 234 fino a giovedì, era un dato aggiornato dallo stesso Zaia, però insomma sappiamo che ne stanno arrivando altri. Ecco, io vi ricordo il sondaggio di Ring di questa sera: rinunciare al condizionatore per fermare la guerra. Questi i numeri di riferimento. Come sempre la domanda posta dal nostro vice direttore Ferdinando Avarino è secca e fa appunto i conti con il tema di questi giorni dopo le parole del Premier Mario Draghi. Della Pietra ha già risposto, le chiedo telegrafico Villanova, lei cosa risponde? Sul riarmo. Guardi, io credo
che aiutare l'Ucraina nell'autodifesa di fronte all'invasione russa sia doveroso. Anche perché noi siamo di fronte a un cambiamento epocale, non torneremo mai più, o per decenni non torneremo a come eravamo prima del 24 febbraio. È molto probabile che si riformi una cortina di ferro e quindi si riformi quella che era la guerra fredda, ma in questo caso speriamo che non si scaldi troppo, e probabilmente è finita anche la globalizzazione. Allora, se l'Ucraina non avesse avuto l'aiuto dal punto di vista delle armi dell'Occidente, probabilmente sarebbe stata già conquistata. Qualcuno potrebbe dire sarebbe anche finita la guerra. Sì, per il momento sì, ma abbiamo già visto cosa sta facendo Putin con i paesi, tra virgolette, fantoccio che gli si sono avvicinati. Vedi la Bielorussia. La Bielorussia ha votato qualche settimana fa per installare le testate nucleari russe sul proprio territorio. Se dovesse farlo anche un'Ucraina filorussa, ci troveremo con l'esercito di Mosca al confine dell'Europa. E quindi il riarmo purtroppo secondo me sarà inevitabile, perché dovremo comunque avere quella deterrenza che è servita per decenni per mantenere la pace in Europa, una pace che fino a qualche settimana fa era mantenuta dagli accordi internazionali e dalla diplomazia, e probabilmente una volta finita questa guerra sarà mantenuta da equilibri militari, come è stato per tutto il dopoguerra fino alla caduta del muro di Berlino. Purtroppo quella pace che abbiamo avuto per tanti decenni, che ci ha dato la possibilità di vedere il mondo come un mondo unito, collegato e a disposizione, purtroppo io credo non sarà più così nel prossimo futuro. È finita, lei dice, è finita un'epoca, e di sicuro se parliamo di diplomazia, un canale aperto con la Russia, con lo stesso presidente Putin, lo ha avuto in queste settimane, di fatto settimanalmente, il presidente francese Emmanuel Macron. Come sapete, ieri c'è stato il primo turno delle presidenziali Oltralpe e c'è una sfida che era in qualche modo prevedibile, prevista, tra Macron e Marine Le Pen. Macron che è al 28,2% dei consensi, la Le Pen al 23%, poco più del 23%. Ieri alcuni sondaggi, soprattutto del Belgio, non francesi ovviamente, visto il silenzio, davano una testa a testa proprio sul limite, mentre diciamo che il presidente uscente stacca la Le Pen di diversi punti. Ovviamente quando parliamo di Le Pen e della famiglia Le Pen si agitano sempre degli spettri a livello europeo. Aldo Cazzullo, per esempio, domenica sul Corriere della Sera scriveva che l'elezione della Le Pen sarebbe di fatto la fine dell'Europa. Ecco, Villanova, la Lega e i rapporti fra Lega, Salvini e Marine Le Pen sono sempre stati non solo cordiali ma anche strategici a livello europeo. Secondo lei una vittoria della Le Pen sarebbe davvero la fine dell'Europa? Perlomeno dell'Europa così come la intendiamo noi? Mi fanno sorridere, sa, queste interpretazioni che fa una certa stampa, perché allora, se l'Europa non vuole diventare come la Russia di Putin o come altre diciamo democrazie pilotate, allora se la Le Pen può fare la sua corsa alle elezioni, vuol dire che rientra in quello che è un ambito democratico di un paese sovrano. Cioè, se i francesi decidono di votare la Le Pen, avranno pure il diritto di scegliersi il presidente che vogliono, oppure bisogna che sia Aldo Cazzullo a dire ai francesi che devono votare un altro presidente? Perché allora entriamo ci avvitiamo in una spirale dove i presidenti degli stati europei possono essere solo quelli che vanno bene alla Le Pen, alla von der Leyen, alla von der Leyen, c'è un certo establishment che ha governato l'Europa fino adesso, se no non possiamo avere altri presidenti. Ma io penso sia offensivo nei confronti della democrazia quello che è stato detto da Cazzullo e da tanti altri commentatori in questi giorni. Cioè, lasciamo che i francesi votino il presidente che vogliono. Tra l'altro sappiamo che il sistema elettorale francese è diverso dal nostro, perché adesso ci sarà un ballottaggio dove andrà Macron con la Le Pen e lì i francesi si esprimeranno e voteranno in maniera democratica il proprio presidente. Cioè, io sinceramente tutta questa attenzione come se il nemico fosse alle porte
perché ci sono dei candidati alla presidenza che non rientrano in quelle che sono le aspettative di Cazzullo o di altri giornalisti. Sinceramente mi sembra veramente offensivo nei confronti di quello che deve essere un libero espletamento di quello che è un diritto democratico di votare. Se no, a questo punto potevano fare una scheda elettorale con solo un nome in Francia, no? Il nome lo decidevano Cazzullo e altri giornalisti, e facciamo votare un unico nome ai francesi. Perché allora, sentirei Biasin, visto da centrosinistra questo dibattito. Ecco, sì, io credo che comunque rappresenterebbe un cambiamento. Un cambiamento che come sempre va analizzato. Sono d'accordo anch'io che effettivamente non succederebbe nulla di così apocalittico. La democrazia va rispettata sempre, l'analisi va sempre fatta. Non so, la cosa che spaventa è che anche lì l'astensionismo è stato altissimo e ancora una volta le persone magari preferiscono non partecipare a un processo di democrazia. Io credo che lì dovremmo un po' soffermarci. 26,2% di astensionismo. Tra l'altro va sottolineato che ci sono al ballottaggio 2 rappresentanti che non appartengono a nessuna delle tradizioni politiche consolidate, quindi non c'è la destra gollista, non ci sono i socialisti che hanno sempre espresso tutti i presidenti, anche gli ultimi, Hollande, Sarkozy, quindi anche qui parliamo tanto del nostro sistema, ma di fatto anche in Francia è finito un certo modo di intendere la politica e gli schieramenti destra-sinistra. Tra l'altro Mélenchon, rappresentante della sinistra radicale, è al 20% della pietra. Lei come vede questo voto? Ma io credo che sia una cosa ciclica, e tutto ha un inizio e tutto ha un termine, per cui ci sta. Io quoto quanto detto finora. Ecco, forse la democrazia sarebbe ancora più effettiva se anche nella scelta dei candidati potesse avere magari un po' di valore in più, ecco, il cittadino singolo, no? Tanto per dire, molto spesso ci si trova dei candidati calati dall'alto che uno dice voto questo, ecco, quindi sì, è democratico fin là, cioè ti trovi a dover fare una scelta, però è corretto quanto detto, cioè chi può permettersi di dire no, questa persona non va votata? Assolutamente lo trovo fuori luogo, ma è anche una mancanza proprio di stile. Va rispettato il voto e sicuramente non sarà un cambiamento così netto e così radicale come magari qualcuno vuol farci credere per mantenere lo status quo. Anche perché tra l'altro la stessa Marine Le Pen ha cambiato un po' pelle in questi anni. Siamo passati dal Front National al Rassemblement, quindi di fatto c'è tutto un... o è solo un'operazione di maquillage? No, non è il maquillage, è... Poi detta alla francese maquillage, vedi, sì, esatto. Salutiamo chi ci guarda dalla Francia. Esatto, tutti i telespettatori francesi. No, di fatto quando uno si trova ad amministrare, ragazzi, non è così semplice, ecco, mantenere così fisso lo schieramento, devi essere un po' più morbido, no? Questo perché? Perché uno può arrivare a governare con degli ideali e poi dopo, pur mantenendoli, si trova a dover affrontare ogni giorno delle contingenze che non ti permettono di essere così fanatico, ecco, degli ideali. Ma partendo dal sindaco, il sindaco può dire tantissime cose, no perché gli extracomunitari, no? Tipico qua del magari, no? E poi dopo però ti ci trovi a che fare, ci sono delle situazioni, tra l'altro attenzione, ho detto extracomunitari per fare un esempio, perché ci sono moltissime persone assolutamente degne, ecco, voglio dire, non l'ho detto in termini spregiativo, l'ho detto per fare un esempio, e no, prima i nostri, no, in realtà poi si fanno dei bandi, nei bandi partecipano e vengono date, magari mi viene in mente le case popolari, a chi effettivamente ha bisogno, quindi non è ecco, un'operazione di maquillage, è comunque un essere anche consci della situazione. Se vuoi parliamo dei politici che abbiamo adesso, dei segretari di partito che ci sono adesso in campo, e lì è stata fatta una plastica, non un'operazione di maquillage.
a chi si riferisce? Beh, non serve che lo dica, penso che sia abbastanza evidente. Dai, lo dica. Ma no, ma dai ragazzi, non serve che lo dica, lo sanno, ma lo sapete anche voi, dai. E lei Villanova ne sa qualcosa? Non ne ho fatto fino adesso, quindi non vorrei... Perché sei giovane tu ancora... No, ma mai dire mai. Andiamo assieme magari, Marco. Va bene. Ecco, c'è un po' di tensione fra, lo spiego a chi è a casa, magari fra Della Pietra e Lega in generale, perché in questi giorni il sindaco, se non sbaglio, la sua nomina non è stata particolarmente gradita, il suo nome per l'associazione Comuni della Marca. Dicono che ci sia stato un niet da parte della Lega. Vabbè, io non ho neanche mai parlato, ma non è un argomento del quale debba dire però più una di partita tanto. politica in corso. Sì, ma poi dopo lì, ecco, io spero soltanto appunto non si tratti di un discorso di personalismi, perché in questo caso sarebbe triste. Bisognerebbe andare... Villanova, lei non è ovviamente consigliere regionale, il suo è un livello ulteriore rispetto alle segreterie provinciali che si sono mosse sul caso Della Pietra, lo abbiamo raccontato anche nelle scorse serate nel corso dei nostri telegiornali, ma ecco, questa partita interna alla Lega e a Fratelli d'Italia sul nome di Della Pietra e in generale a livello regionale anche su altre questioni. La scorsa settimana tra l'altro ci siamo sentiti anche io e lei sulle tensioni che si sono viste in Consiglio regionale del Veneto tra la vostra forza e quella rappresentata dai meloniani. Guardi, io sulla questione che riguarda il sindaco Della Pietra non faccio parte di quelle riunioni dove hanno discusso, quindi non voglio neanche entrare nel tema. Dico soltanto una cosa riguardo a queste presunte tensioni o questi screzi che ci possono essere state nelle ultime settimane. Credo che i veneti in questo momento abbiano ben altri problemi rispetto a questo tipo di tensioni e vogliono anche delle risposte su questioni un po' più importanti, come possono essere il calo bollette, come le nostre imprese che fanno fatica a trovare le materie prime, le famiglie che fanno fatica a arrivare a fine mese. E allora, siccome siamo alleati con Fratelli d'Italia, io credo sia opportuno in questo momento pensare, ricalibrare, guardare qual è il nostro obiettivo, cioè quello di far stare meglio i nostri cittadini, le nostre imprese, farli tornare a una certa serenità per quello che può essere possibile in questo periodo e lasciare stare questi screzi che non fanno bene a nessuno, perché io non credo che portino vantaggio a nessuno dei nostri partiti. Il nemico, o meglio l'avversario, è fuori dalla coalizione, non è dentro, e questo deve essere forse un qualcosa che va ricordato a qualche esponente. Per il resto io credo che veramente da fare ce ne sia tanto, ci sia tanto da impegnarsi e dovremo veramente lasciar perdere queste situazioni. Allora, vuole controreplicare 5 secondi Della Pietra o... No, ma chiaramente sono due livelli diversi, differenti, e giustamente perché quando si parla della coalizione, e se poi dopo andiamo a vedere magari a livello più su, la coalizione non c'è, no? Di fatto al governo siamo ancora distanti, però al di là di questo io chiaramente parlo solamente per la mia situazione. Sono pienamente d'accordo che ci sono cose molto più importanti, ecco, che però insomma magari se io mi auguro, ecco, che sia davvero un discorso prettamente di equilibri politici e non si parli del mio nome. Ecco, questo mi darebbe molto fastidio, perché proprio in virtù di quanto detto anche dal consigliere Villanova adesso, si tratta di fare del bene dei cittadini. L'operazione Asco Holding, che se ne dica, a Spresiano ha portato solo del bene, per cui ecco. A lei proprio la tocca piano, però insomma, certo, ovvio. Adesso andiamo, nel senso, questo è un tema sicuramente da approfondire, potremo fare diverse puntate su Ho questo. tempo, io quando volete chiamatemi, ecco, questa cosa qua. Però appunto
andiamo avanti anche con gli altri temi, no? Dicevamo le priorità sono altre, le questioni sul tavolo sono tantissime. Una di queste riguarda proprio l'accoglienza degli ucraini, in particolare l'accoglienza dei minori non accompagnati. Sono centinaia ormai in Veneto, sono storie spesso strazianti, e c'è la posizione poi dei comuni che come sempre sono un po' in mezzo, no? Devono costruire dei percorsi di accoglienza e di integrazione e poi magari non hanno le risorse. Abbiamo raccolto una voce importante, quella di un sindaco, quello di Cimadolmo. Se Cimadolmo in realtà, che è un paese che si sa che è accogliente, volesse in tal caso avere 10 bambini in affido e questi bambini rimangono in giro e non si sa poi come in realtà regolarizzare, per il comune sono 400.000 euro all'anno. A Cimadolmo il sindaco polemicamente dice no all'arrivo di nuovi minori dall'Ucraina e lo fa dopo l'ennesima e burocratica comunicazione del Ministero. È arrivata una circolare da parte del Ministero degli Interni che fa interessare normalmente come consuetudine nelle prefetture a intervenire sul sistema o sul problema ucraino. Ma in realtà mi è arrivata anche un tipo di convenzione già formata in conferenza dei sindaci, dove sono rimasto un pochettino perplesso, un pochettino basito e stupito. Perché? È arrivata una convenzione in realtà che ci specifica a noi sindaci di intervenire con la Caritas, con giustamente tutto il meccanismo che c'è attorno, in realtà di poter accogliere questi bambini, per poter accogliere gli ucraini. Ma il problema principale generale è il fatto che sia a livello provvisorio, ma non a livello definitivo. E si riferiscono specialmente ai minori. La maggior parte dei minori sono minori che non sono accompagnati, quindi non si può aiutare questo bambino a cercare un tipo di accoglienza con le famiglie, perché il problema verrà fra un mese, fra 2 mesi, fra 3 mesi. Quando l'emergenza cesserà, rimarranno i bambini e i relativi costi da sostenere. Quanto costa un bambino, quanto costa un minore a una comunità? Beh, noi attualmente stiamo gestendo 2 minori qua a Cimadolmo e ci costano 3.480 euro al mese, quindi 2 ci costano sui 7.000 euro quasi, e in un anno sono 80.000 euro. E cosa facciamo allora? Non basta il caro bollette, non basta tutte le problematiche che abbiamo avuto col Covid. Un comune di 4.000 abitanti non può mantenere il suo sistema qua. Quindi lei dice bisogna trovare, intanto creare, diciamo così, le regole per un eventuale affido, un'eventuale adozione, e dopo allora si possono accettare questi bambini. Ma è normale, ma è una cosa che sia rapida e veloce. Il tema è delicatissimo per tutta una serie di ragioni. Lei, consigliere Villanova, cosa si sente di dire a questo sindaco? Perché poi il tema è sempre quello. La regione, comunque del Veneto, ha approntato un sistema di accoglienza che lo stesso capo della Protezione Civile Curcio la scorsa settimana annuale ha giudicato tra i migliori d'Italia. Allo stesso tempo però mancano delle risorse e manca talvolta anche una nitidezza nell'attribuzione delle competenze, e come sempre ci fanno un po' diciamo in mezzo ci stanno i comuni. Qual è il nodo da sciogliere principale? Ci sono tanti nodi da sciogliere. Allora, stiamo vivendo una crisi internazionale, una crisi europea. Allora, io credo che per quello che riguarda il reperimento delle risorse per l'accoglienza di questi profughi di guerra, perché vanno chiamati col loro nome, sono profughi di guerra, io credo che l'Europa in qualche modo dovrebbe stanziare delle risorse che dopo a cascata passino attraverso i governi e arrivino ai comuni. Cioè, non possiamo pensare che i nostri comuni debbano accollarsi le spese per questa situazione che deriva da una guerra a qualche centinaia di chilometri dai nostri confini. Allora, prima parlavamo delle elezioni in Francia. Vedete, se effettivamente i francesi decidono di andare verso chi è scettico nei confronti di questa Europa, non dobbiamo fare l'errore, ad esempio, di invertire la causa e l'effetto. Cioè, non è che qualcuno è scettico nei confronti dell'Europa così perché si sveglia la mattina e dice oggi cosa faccio, vado contro l'Unione Europea. No, è perché forse negli anni ha dimostrato di avere delle lungaggini o avere una rapidità di risposta che non è proprio quella che i cittadini si aspettano, anche un governo che non diverso da quello che i cittadini si aspettano. Allora, adesso abbiamo avuto prima il Covid, dove abbiamo visto l'Europa tentennare per arrivare al PNRR, che tutto sommato
fatto potrebbe essere anche utile, forse, e speriamo lo sia. Adesso c'è una grandissima occasione che in questa crisi l'Europa dimostri di essere utile e di saper reagire in maniera rapida e veloce, non solo con invio di armi, ma anche nell'assistenza ai cittadini europei. Quindi con degli stanziamenti specifici sul fronte dell'accoglienza. È inevitabile, non possiamo pensare che ci sono 3 o 4 milioni di ucraini, profughi ucraini in giro per l'Europa e l'Europa sta a guardare mentre i governi e le amministrazioni locali vanno in crisi per accogliere, ed è giusto accogliere, ripeto, è giustissimo accogliere, perché i nostri nonni sono stati profughi di guerra nel nostro territorio, quindi dobbiamo farlo, però deve essere l'Europa che ne paga le spese, cioè paga i conti di questa accoglienza. Non possiamo pensare certo che venga caricato sui comuni e dopo ovviamente dai comuni o dalle amministrazioni locali dopo si passa magari ad aumentare le tasse per i nostri concittadini, cioè questo è qualcosa di impensabile, ma veramente no. Io spero che l'Unione Europea batta un colpo in maniera rapida e dia una soluzione. Vilanova, la ringrazio, so che deve staccarsi, buon lavoro, ci aggiorniamo presto. Grazie a voi e saluto anche i vostri ospiti. Arrivederci. Ecco, prima di ritornare da Lucio Zanato, Biasin, questo è un nodo delicatissimo, dicevamo, questo dei minori. Questo è il nodo. Chiaramente quando si parla di minori l'attenzione deve essere massima e l'accoglienza deve esserci a priori. In un'economia di guerra come siamo adesso e nell'urgenza le porte devono rimanere aperte. Chiaro che il tutto va strutturato e organizzato. Fosse anche un semplice contributo che arriva a ragazzino o a famiglia che ti arriva, sicuramente sono d'aiuto. Noi a Silea abbiamo organizzato un conto corrente, lo stiamo organizzando in questi giorni d'urgenza, perché di fatto non avevamo i fondi dedicati. Il territorio come sempre è splendido, perché appena poi lo si attiva loro reagiscono in maniera splendida ogni volta. Allora, va bene il conto corrente, gestito tra l'altro in questo caso dai 2 centri anziani che abbiamo, i 2 centri territoriali, però il tutto va strutturato. Ecco, allora diciamo che a Silea voi siete corsi ai ripari con questo stratagemma, diciamo così, attivando una sottoscrizione pubblica per far fronte alle spese derivanti dall'accoglienza, visto che da Roma non sta arrivando nulla e nemmeno da Bruxelles, questo è il tema. Attualmente no, non sta arrivando nulla, però l'urgenza va gestita, per cui non ci vedo nulla di male nell'attivare il territorio, anzi il territorio va attivato e poi come sempre il volontariato, l'aiuto porta delle anche una forma di responsabilizzazione. Assolutamente. E su questo torneremo fra pochissimo, perché tra l'altro il sindaco della Pietra aveva anche chiesto delle misure specifiche ad hoc al governo, ma prima vedo di nuovo pronto il nostro Lucio Zanato dal Vinitaly Kermesse, che sta riportando il sorriso a tanti operatori. Lucio, mi senti? Sì, certo che ti sento, però noi inquadriamo con Nicoletta il volto femminile delle colline UNESCO, ovvero la presidente della DOCG Elvira Bortolomiol e la presidente del consorzio delle colline UNESCO, ovvero Marina Montedoro. Allora, qui al Vinitaly cominciamo, visto che poi lo stand della DOCG, cominciamo con l'ospite, giusto? Allora, il presidente Zaia ha detto: arriveranno tutti questi turisti, il Covid è passato, è inevitabile che arrivino, siamo pronti per poterli accogliere? Ma io credo che siamo più che pronti, anzi c'è una grande voglia di ripartenza e le colline dell'UNESCO sicuramente hanno tante attività da mettere in campo con la nuova stagione che sta per partire, per cui sì, siamo pronti al via. Ecco, perché qui si parla di albergo diffuso, di ospitalità diffusa. La gente ha capito la mentalità di ristrutturare per poi offrire ospitalità. Ma io credo che tutti coloro che vivono le colline sappiano che abbiamo una grandissima opportunità e l'opportunità si deve declinare in tutte le modalità che abbiamo a disposizione, per cui penso proprio che ormai sia in realtà un desiderata che abbiamo tutti sulle colline dell'UNESCO. Ecco, l'appello invece a chi vive proprio in queste colline in termini di ricezione, perché bisogna essere pronti con le strutture ma anche con la mentalità. Ma
noi stiamo cercando di fare un lavoro proprio per avvicinare sempre di più il cittadino a quella che è l'esigenza anche di dare valore alle nostre colline, per cui io credo che non avremo nessuna difficoltà e anzi c'è grande fermento anche in attesa della partenza del nostro cammino, per cui assolutamente siamo positivi e siamo convinti che abbiamo i cittadini al fianco. Grazie al Presidente Montedoro, però io passo dietro Nicoletta perché non voglio passare davanti alle signore perché è proprio veramente brutto. Invece sono con la Presidente Elvira Bortolomeo. Senta Presidente, oggi avete dato i dati, è brutto dire abbiamo dato i numeri, però sono numeri molto belli in un momento così difficile, più 18% per un prodotto che vuol dire che la qualità sta premiando. Sì, la qualità sta premiando, i numeri, diciamo così, il profilo che abbiamo evidenziato oggi della nostra denominazione, come diceva anche la Presidente Montedoro, si basa su valori di sostenibilità, valori di turismo che vorremmo portare in campo al più presto grazie al riconoscimento UNESCO, ma anche di valore della nostra bottiglia e di conseguenza siamo a un più 18% rispetto al 2020, ma con un maggior focus sul valore. Quindi l'aumento del valore ha superato l'aumento del numero di bottiglie e su questo noi vogliamo focalizzare il nostro traguardo, che è un punto di partenza nuovamente per andare nel futuro e continuare sui valori che abbiamo già evidenziato attraverso ovviamente la viticoltura, le nostre colline, la difficoltà di coltivare nelle nostre colline. Sono bellissime ma sono anche in armonia con la natura e questo per noi è sicuramente un valore che porteremo anche nel futuro. Senta, poi questo 30% in più delle rive che è la qualità nella qualità della DOCG, addirittura superiore del Cartizze, vuol dire che la viticoltura eroica viene premiata dal cliente che assaggia il calice. Esatto, la viticoltura eroica è alla base delle caratteristiche principali del nostro territorio. Tra l'altro caratteristica che poi ha dato il riconoscimento UNESCO, per cui su questo ovviamente noi cammineremo ancora. Le rive sono semplicemente un'espressione di un piccola parte di queste colline, di un terroir, di una classificazione che sono per noi l'emblema di quello che vogliamo far risaltare nel territorio. Senta, adesso le faccio una domanda da produttrice. C'è il grosso problema dell'acquisizione di quello che si dice la parte secca, bottiglie, sì, diciamo tutto il packaging. Prima, esatto. Certo. Come uscirne? Perché abbiamo il prosecco, cosa torneremo? Le damigiane? No, questo non è possibile, è chiaro che siamo preoccupati di quello che potrà rincarare nel futuro a livello di materie prime, a livello di energia, ma d'altro canto i numeri della denominazione sono altrettanto positivi nei primi 3 mesi, di conseguenza immaginiamo che comunque saremo in grado anche ancora una volta di unirci, di creare sistema e di poter trovare la soluzione. Cioè in poche parole cercare di fare nel consorzio un consorzio per andare a cercare le materie prime in giro, perché ricordiamolo, c'era una fabbrica che faceva 6 milioni di bottiglie al giorno ed era in Ucraina, è stata bombardata e come ci diceva qualcuno, per ricostruire gli altoforni non lo fai in un giorno solo, e quindi sono 6 milioni di bottiglie al giorno che vengono a mancare di vuoto, proprio di verde. Certo, ma questi sono numeri che noi dovremmo assolutamente prenderne atto, ma oggi faremo sicuramente una politica di sistema che ci aiuterà poi ad affrontare la situazione. Senta, poi l'ultima battuta e poi torno alla Montedoro come direttore Coldiretti Veneto, perché il tema della difficoltà coinvolge tutti gli agricoltori. Però l'ultima battuta è per questa storia del Prošek. Il Presidente Zaia prima ha detto se non la smettono cominciamo con le maniere forti, ovviamente sempre in termini legali. Ma comunque è chiaro che la faccenda ci riguarda e riguarda tutti e 3 i consorzi. Abbiamo lavorato duramente per portare la nostra posizione a Bruxelles. Oggi sappiamo che tutte le nostre motivazioni sono state accolte con fiducia, quindi noi riteniamo che sicuramente nel futuro, se questo non basta, proseguiremo con approfondire ancora di più la nostra opposizione. Bene, allora rigiro dietro sempre a Nicoletta per non passare davanti a nessuno e vado a Maria Montedoro, questa volta come direttore Coldiretti Veneto. Senta, direttrice, scusi. La difficoltà degli agricoltori in questo momento dove le materie prime rincarano, dove addirittura manca il mangime per gli animali.
qual è il messaggio che Coldiretti Veneto dà ai propri iscritti e non solo? Ma l'unico messaggio che possiamo dare è che è un momento critico, sicuramente ne abbiamo passati tanti altri e li abbiamo sempre superati, quindi si tratta di cercare di condividere insieme alla politica regionale da un lato e a quella nazionale delle strategie che ci consentano di superare questo momento. Lo stiamo facendo, l'abbiamo già fatto, abbiamo portato a casa importanti risultati nelle ultime 3 settimane proprio in virtù di quelle che sono state le richieste che abbiamo avanzato come Coldiretti a livello nazionale e come Coldiretti a livello regionale, e direi che siamo sulla buona strada. C'è ancora tanto da fare, ma non possiamo non dire che effettivamente noi abbiamo la politica al nostro fianco in questo momento, e sicuramente anche l'Unione Europea sta capendo che dobbiamo andare verso una revisione anche di quelle che sono le regole della PAC, perché oggi ci troviamo nella necessità di portarci ad una sovranità alimentare, e questo ormai è un obbligo, non è più un obiettivo da derogare o da posticipare, e dall'altra parte il fatto che noi possiamo essere sostenibili anche coltivando il terreno e non soltanto lasciandolo a riposo. Insomma, in poche parole, torneremo ad avere il mais nei nostri territori e non solamente prosecco, torneremo ad avere anche tutti quei prodotti che fino a ieri sembravano prodotti poveri per gli agricoltori, perché adesso hanno un valore, penso solo al girasole. Noi dobbiamo, perché abbiamo pensato negli anni passati che la globalizzazione sarebbe stata la soluzione per l'agricoltura, così non è, perché un paese come l'Italia ha un'agricoltura distintiva, un'agricoltura che si basa su quelle che sono le sue produzioni tipiche, tra cui c'è anche il mais, quindi assolutamente sì, però devo dire anche una cosa, continuiamo un po' a demonizzare questo prosecco, ma dobbiamo ringraziare che abbiamo il prosecco, perché il prosecco porta il territorio veneto in tutto il mondo, e questo non è da tutti in una regione che comunque è la prima regione in Italia per vino. Grazie come direttrice, noi continuiamo perché questo stand, il stand della diocesi, è uno stand dove si trovano veramente tante persone. Ad esempio troviamo il direttore Velasco, e parleremo con lui di vigni resistenti, e poi abbiamo invece il direttore di Confagricoltura, il presidente di Confagricoltura Veneto, Scotti Bonaldi, al quale facciamo subito la prima domanda. Sì. Oggi avete avuto il ministro Centinaio nel vostro stand con il presidente regionale del Veneto, sì, e non solo, e anche quello nazionale. Il presidente Centinaio ha detto il governo deve rivedere un po' la sua posizione sugli agricoltori, perché altrimenti così non andate avanti. Sì, una politica agricola comunitaria solo finalizzata solo alla sostenibilità, solo a un modello agricolo che è più sulla teoria che sulla pratica non ci porta lontano. Queste crisi internazionali poi ce lo dimostrano ancora di più. Noi dobbiamo avere a cuore la tutela dell'ambiente assolutamente, ma dobbiamo anche poter produrre, e produrre con tutte le tecnologie, innovazioni tecnologiche e scientifiche che sono attualmente disponibili. E quella è la strada principale che dobbiamo seguire, e l'Europa ci deve seguire su questo percorso, perché altrimenti una politica agricola strutturata solo sulla teoria ma poco sulla pratica non ha molto futuro. Senta, Presidente, prima la direttrice Montedoro di Coldiretti diceva dobbiamo tornare a una sorta di sovranità alimentare, dobbiamo tornare quindi a riprodurci le cose, perché abbiamo scoperto che andare a fare la pasta 100% italiana con il grano ucraino non funziona. No, non funziona, però adesso forse queste crisi ci dicono di arrivare a certi livelli, magari senza esagerare, nel senso che noi dobbiamo essere capaci di poter produrre a livello nazionale, di avere una sostenibilità e quindi una produzione anche nazionale importante, in modo da non andare in crisi dopo pochi giorni. Dobbiamo avere le nostre produzioni che poi siano sul grano, sullo zucchero, sul vino, sul latte, su altre tipologie agricole, è importante. Certo, dobbiamo fare molti passi avanti rispetto a quella situazione attuale in cui dipendiamo troppo dalle produzioni esterne. A proposito delle produzioni esterne, lei ha parlato di zucchero. L'Europa ci ha imposto di chiudere alcuni zuccherifici e adesso siamo in deficit di zucchero, e soprattutto di zucchero. Ne abbiamo 2 in tutta Italia quando eravamo leader nella produzione. Dobbiamo ripensare anche il nostro rapporto con l'Europa, battere un po' più forte a volte i pugni per dire no, queste cose non si fanno per l'Italia e per il Veneto. Sì, è una politica che fa bene al Veneto, fa bene all'Italia, ma fa bene anche all'Europa. L'Europa deve sapere, deve tutelare le sue produzioni, ma tutelare nel senso di chiedere reciprocità nelle produzioni e anche nei disciplinari che vengono sostenuti, quindi nelle norme a cui uno si deve adeguare. Lo deve fare il produttore italiano e europeo. Noi su quello dobbiamo essere molto attenti a difendere la nostra produzione, perché altrimenti importiamo prodotti che vengono gestiti in maniera non conforme alle norme europee, e questo è un danno per tutti. Lei è anche produttore di prosecco. Sì. Come sta con la flavescenza dorata?
È una malattia che in questo periodo ci ha colpito in maniera importante, e proprio perché forse adottiamo anche dei modelli che non ci permettono poi di ottemperare alcune protezioni di base che dobbiamo attuare nei nostri vigneti. Io credo che con l'aiuto della scienza, con l'aiuto di innovazioni tecnologiche, ma già anche con i consigli che possiamo dare oggi agli agricoltori, si possa in qualche modo contenere. Certo, dobbiamo capire che per affrontare tutte le varie problematiche che ci sono in agricoltura e anche nei vitigni bisogna utilizzare le conoscenze tecnologiche e scientifiche che abbiamo a disposizione proprio per evitare questi problemi. Grazie. Allora dicevo, no? Tanto per dire, chi non sa che cos'è la flavescenza dorata, è una malattia determinata da una cicalina che è un insetto ed è una malattia che devasta completamente i vigneti. Se andate nelle colline del Prosecco ma anche in pianura vedete e vedrete anche nei prossimi mesi delle chiazze che diventano gialle e le piante che muoiono. Questo per chi non è viticoltore, tanto per intenderci. E l'unica maniera è estirpare, pulire, disinfettare e poi reimpiantare. Però c'è una nuova frontiera e per questo noi andiamo a trovare il professor Velasco. Perché? Perché sia per questa cosa, anche se molto a lungo termine, ma soprattutto per riuscire ad avere una viticoltura, diciamo così, sempre più ecosostenibile, bel termine, ho detto giusto? Invece di fare i trattamenti pensiamo ad arrivare a dei vitigni che siano resistenti. Lui è il numero 1 del CREA, che qualcuno non sa cosa sia, però il CREA è un centro di ricerca nazionale proprio in questo settore e non solo. Giusto? Ho detto bene? Ho imparato bene la lezione? E oggi qui al Vinitaly, per dire che non è solo degustazione e vendita di vini, ma è anche cultura e soprattutto innovazione tecnologica, hanno presentato, diciamo così, delle nuove glere che però possono funzionare addirittura nella DOCG. Allora, quello che puntiamo è quello di poter avere integrati all'interno dei disciplinari nelle percentuali di tolleranza queste piante figlie di glera che hanno ovviamente le caratteristiche quanto più simili possibili alla pianta madre, quindi alla pianta nobile. Perché diciamo figlie di glera? Perché sono risultato di incroci tra la glera come madre e i donatori di polline che sono i vitigni resistenti. Quindi niente OGM? Non sono OGM, sono impollinazione, ci sostituiamo agli insetti ma scegliamo i genitori. Ecco, e quindi noi a che punto siamo? Perché mi pare che qualche risultato importante sia arrivato perché l'avete spiegato. Sì, noi abbiamo adesso 10.000 piante figlie di glera in campo che abbiamo iniziato a analizzare, a valutare dal punto di vista della produzione di uva. Gli impianti 17 hanno dato uva nel 20, quindi quest'anno sarà il terzo anno e da qui potremo cominciare a eliminare le piante messe a dimora nel 20 e abbiamo piante messe a dimora dal 17 al 23. Quindi diciamo che è un percorso che si concluderà nel 2030 con la registrazione delle prime varietà resistenti figlie di glera. Ecco, questo per chi non produce il prosecco ma vive intorno al prosecco cosa significa? Significa che queste piante non necessiteranno più di 1 o 2 trattamenti l'anno e potrebbe essere anche solo rame e zolfo. Grazie, quindi avete capito, è una cosa che interessa non solo a chi vive, cioè fa economia del prosecco, a chi beve il prosecco, ma anche e soprattutto a chi vive intorno alle colline del prosecco. Allora io adesso torno fuori, ringrazio le persone per cui abbiamo fatto l'incursione, faccio vedere ancora una volta il volto femminile delle colline UNESCO e anche con un sorriso, per un attimo, un sorriso per la diretta di Antenna 3. E Cristian, se non ci sono domande ti restituisco la linea, pronto a riprenderla più tardi perché avremo altri ospiti e altre cose curiose da raccontarvi e da raccontarti. E intanto Nicoletta vi fa vedere la bellezza di un mondo che è tornato a vivere. A te la linea. Lucio, grazie mille perché i tuoi collegamenti sono anche sempre molto educativi. Questo è il termine giusto, no, Sindaco della Pietra? Perché ci ha consentito di apprendere anche diverse nozioni del settore primario, insomma. Lucio ormai è una garanzia. Esatto, dici Lucio, dici garanzia. Allora, facciamo così, noi abbiamo ancora tantissime cose da raccontarvi e come sempre ci collegheremo di nuovo con Verona, andremo anche a Borgo Valbelluna per una mostra importantissima che sta animando l'intero territorio, ma abbiamo ancora delle questioni da prendere in mano con Biasin e Della Pietra. Adesso qualche istante di pubblicità, prima però il meteo. A fra poco.
Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Benvenuti al Meteo. La tendenza per l'inizio della settimana evidenzia una situazione buona con l'anticiclone che domina sul nostro territorio. Vediamo il dettaglio di lunedì 11 aprile. Sul Veneto condizioni di bel tempo, la grafica è eloquente, sarà una splendida giornata di sole, il cielo si presenterà sereno o al massimo con qualche velatura, aria tersa e ottima visibilità. Temperature in ripresa, minime tra 2 e 8 gradi, massime comprese invece tra i 14 e i 18 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui ampio soleggiamento, il cielo sarà sereno e sgombro da nubi. Temperature minime tra 3 e 8 gradi, massime sui 14-16 gradi all'incirca. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove avremo poche novità. Prevarrà il sole con delle nubi alte innocue in transito. Temperature minime intorno ai 5 gradi, massime sui 21 gradi all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro come sempre un buon proseguimento in compagnia di Antenna 3. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Di nuovo in diretta con Marco Della Pietra, sindaco di Spresiano, Fratelli d'Italia, Francesco Biasina, assessore alle politiche sociali del comune di Silea, con i quali torneremo fra pochissimo per parlare di due questioni che sono rimaste un po' in sospeso. Prima vi ricordo però il sondaggio di questa sera di Ring, rinunciare al condizionatore per fermare la guerra. Mi dicono dalla regia che sono già arrivate migliaia di telefonate, perché insomma immagino che il tema sia di strettissima attualità. Se sì, 0422 1626 691, se no il numero è quello in rosso, 0422 1626 690. L'esito ovviamente questa sera con il vice direttore Avarino, che avrà come ospiti Raffaele Speranzon, capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio regionale del Veneto, poi ci sarà anche Mario Conte, sindaco di Treviso, Giovanni Zorzi, segretario del Partito Democratico della provincia di Treviso, Marco Bonet, giornalista, collega del Corriere del Veneto, Andrea Colasio, assessore a Padova, che parlerà dell'URBS Picta, di questo importante riconoscimento, e poi, verso la fine della diretta di Ring anche Loris Sonego, presidente della Banca della Marca. Quindi come sempre ricco il parterre di Ferdinando Avarino. Torniamo sul tema dell'accoglienza, sindaco Della Pietra. Prima non sono riuscito a ultimare il giro di domande. Dicevamo, i comuni della Marca sono un po' in difficoltà, lo stanno facendo con il cuore, perché quello che noi stiamo documentando è questo, però c'è il nodo delle risorse. Avete sentito poco fa Biasina che ha detto: noi a Silea abbiamo chiesto alla popolazione di farsi avanti, abbiamo chiesto alla popolazione di sottoscrivere, quindi ci sono dei conti corrente aperti. A Spresiano il sindaco Della Pietra aveva chiesto al governo che cosa qualche settimana fa, e soprattutto le è più stato risposto qualcosa sul caro bolletta, e poi connesso anche il tema dei profughi dall'Ucraina. No, io non ho ricevuto risposte, di fatto avevamo allargato un po', ecco, quella che era la tematica, sia per i cittadini autoctoni, diciamo così, sia per chi sta arrivando, e negli autoctoni prendo tutti, no? Anche chi si è trasferito qui da anni. Avevamo chiesto di poter usare il fondone Covid e anche l'avanzo libero di amministrazione, in modo tale da poter intanto far fronte, però anche questo è un intervento emergenziale. Allora, credo che vada fatta un'analisi un po' più ampia, ecco, rispetto a quello che siamo abituati a dire, soprattutto per quanto riguarda i minori e i giovani in generale. Usciamo da 2 anni in cui i giovani sono stati martoriati di fatto, soprattutto a livello psicologico. Sappiamo benissimo che ci sono dei casi, non dico gravi, ma che si stanno aggravando. Noi come
come sensibilità chiaramente siamo sul pezzo, però ecco, di fatto sono stati tolti 2 anni di vita ai nostri giovani e il disagio giovanile è uno degli argomenti più importanti per tutti i comuni. Ora, se a questo aggiungiamo che ci sono anche, no, dei minori che arrivano e sono di fatto minori soli, certo, non accompagnati, soli, capite bene che, e non voglio sembrare cinico quando parlo in questi termini, però è la realtà ed è giusto che i cittadini che sono mossi adesso da uno spirito di solidarietà che è lodevolissimo, però finché si tratta di emergenza, ok, poi quando l'emergenza diventa normalità, allora si rischia di creare una guerra sociale che a me spaventa molto. Vi spiego, un minore non accompagnato, se riesce ad essere inserito, in ogni caso è un costo per la società. A me viene in mente, per dire, se io avessi un bambino ucraino che arriva in comune e deve essere inserito in una scuola dell'infanzia, il comune di Spresiano per esempio paga la scuola dell'infanzia a tutti i propri residenti, è chiaro che avrei 2.000 euro solo per quella cosa lì all'anno. Bene, se il minore invece va inserito in comunità, allora ecco che si parla di un'altra cosa. Attenzione, la comunità può essere educativa o può essere anche sanitaria, fino ad arrivare alla comunità psichiatrica. E qui torna il discorso giovani di prima. Certo. Una comunità psichiatrica, per esempio, può costare fino a 300 euro al giorno per una persona. Non credo che serva che dica altro, perché se abbiamo un minore in una comunità psichiatrica a 300 euro al giorno, significa che sono 100.000 euro all'anno per un comune come Spresiano, che significa non asfaltare delle strade. Certo, perché tutte queste spese, e me lo può confermare Biasini, incidono sul capitolo delle spese correnti, quindi che è il capitolo forse che vede i comuni in maggiore sofferenza. Certo, sì, è chiaro che poi ogni comune deve attingere da là. Mi viene solo da aggiungere una cosa, che concordo con Donna Pietra su tutto, e in più ci aggiungo l'inclusione di questi ragazzini o di eventuali giovani o famiglie, e non la metto alla fine, secondo me, perché poi questi arrivano comunque da una situazione che è drammatica. Io ho avuto modo di vedere un ragazzino che ci è arrivato a Silea e aveva il terrore negli occhi, per cui vedere questi ragazzini e pensarli a lungo termine, fra 2 o 3 anni, richiede veramente un lavoro enorme sociale, l'inclusione, che anche quello è questo. E si trattava di un minore non accompagnato? No, in questo caso, però comunque vanno accompagnati. Anche i rapporti con chi c'è, con i cittadini, perché io, guardate, adesso è bello parlare, e sono il primo a dire che bisogna accogliere, attenzione, non sto dicendo no, certo, però voi pensate solo una famiglia che si vede inserita nella classe di proprio figlio, un bambino ucraino, al quale subito si è parlato della scuola appena sono arrivati. Secondo me la scuola era l'ultima cosa che andava trattata, perché inserire ex abrupto un ragazzino in una scuola che non conosce neanche la lingua, tra l'altro, perché attenzione, nella stragrande maggioranza non è che sia una cosa proprio così semplice. Di fatto, e scusatemi, ripeto, non voglio sembrare cinico, ma è la realtà dei fatti, inserendo un ragazzino così in una classe significa rallentare i lavori della classe, ragazzi, questo è. Quindi pensate a che serie di conseguenze andiamo incontro. Ora, è chiaro che la prima cosa è quella che dobbiamo avere degli aiuti. Dobbiamo avere i soldi per pagare questa cosa qua, assolutamente. La possibilità di rigirare esatto, e poi dopo lo troviamo, ma anche il discorso spese correnti, spese di investimento. Ragazzi, sfattiamo anche sto mito qua, perché ogni anno nella finanziaria salta fuori che un tot di spese per investimento li puoi girare nelle spese correnti, quindi anche lì si riesce a... E proprio per quello vi dicevo, bene, però se le giro significa che non asfalto strade o non faccio investimenti, ma è normale, cioè tira la querta da una parte o da che altra, no. Sì, no, ma aggiungo solo una cosa che credo sia importante aggiungerla, che è quella dell'opportunità che comunque sta gente ci dà. Il ragazzino poi è stato inserito in classe e l'accoglienza che gli è stata data era pazzesca. Io adesso non voglio fare il moralista e il buono, però se noi riusciamo a tramutare tutto questo anche in opportunità, allora abbiamo fatto bingo. È chiaro che rimangono tutte le... Scusi Biasini, mi dicono che forse c'è Giorgia Meloni con Lucio Zanato. Opala. Lucio, mi senti?
forse fra qualche istante riusciamo a collegarci. No, ok. Vediamo se... Grazie regia. Allora, forse riusciamo a ricollegarci con il nostro Lucio. Dicevamo... Sì, volevo solo concludere dicendo che stiamo gestendo un'urgenza che si è aperta poco più di un mese fa. Ed è chiaro che come tutte le urgenze vanno gestite in maniera emergenziale ed è quello che succede. Poi ogni tipo di ragionamento secondo me va fatto adesso in modo che non ci troviamo fra un anno, fra 2 anni a gestire quello che non abbiamo fatto prima. Per cui io credo sia veramente importantissimo essere sul pezzo oggi e agire in maniera veloce, immediata, tenendo conto un po' tutto, perché io ripeto, poi l'inclusione io ci credo tantissimo, noi a Silea ci stiamo lavorando tantissimo e ci stiamo lavorando anche con i giovani, gli altri che poi adesso rimangono, quelli che per 2 anni sono rimasti a casa per colpa del Covid e che hanno un gap da colmare che è enorme, perché poi se parliamo di ragazzini di 16-18 anni dove la relazione è fondamentale, gli abbiamo tolto quello e effettivamente adesso sta venendo fuori il mondo. Per cui a me non spaventano i ragazzini, quelli che vengono da noi abbiamo il Parco dei Moreri e magari ti distruggono una bottiglia. A me spaventano gli altri, quelli che sono ancora chiusi in casa e tante volte non riescono quelli che stanno magari somatizzando, quelli che riescono magari crisi anche d'ansia, le scuole sono piene, crisi d'ansia, ragazzini che stanno veramente male perché comunque non hanno rielaborato il tutto. Avverte anche questo fenomeno lei, sindaco della Pietra? Sì, certo, ma anche Spresiano come Silea, Spresiano sta portando avanti da 4 anni un progetto regionale sulle politiche giovanili e siamo noi i capofila di questo progetto, per cui credo che Spresiano sia uno dei comuni che crede in più di tutti nelle politiche giovanili e abbiamo cercato comunque sempre di prevenire. Anche contro magari qualche cittadino che diceva: ma come spendi 20.000 euro all'anno per cercare di tenere tranquilli alcuni ragazzini magari un po' più... Esatto. E in realtà poi dopo quelli ti permettono di non spendere i soldi per la comunità di quali parlavamo prima. Poi io sono d'accordissimo, attenzione, sono d'accordissimo. Aggiungo un'altra cosa però, bisogna agire coordinati da un unico soggetto e agire tutti nella stessa direzione. È capitato in diversi periodi, è capitato anche a me, ve lo dico schiettamente, di fare la gara per sembrare il sindaco più bravo degli altri. No, qui dobbiamo essere tutti allo stesso livello e remare nella stessa direzione. Adesso c'è la mia capa, quindi... C'è la sua... possiamo sentire la Meloni in presa diretta per caso, Renato? Forse ce la facciamo fra... pochissimo, che così abbiamo le dichiarazioni di giornata. Perché già eravamo in tantissimi. Ecco, allora, tanto il Vinitaly, questo momento che riparte, come lo vede? Finalmente gente. Beh, io credo che sia un grandissimo segnale di ritorno alla normalità, era necessario, del resto proprio qui Fiera Verona è stata, diciamo, la pioniera nella riapertura dei grandi eventi, delle grandi fiere, grazie anche al lavoro del sindaco Sguarina. Verona in generale è stata una pioniera con l'Arena che riprendeva prima in Italia con i grandi eventi all'aperto, con la fiera che riprendeva col motorbike, se non vado errata, le fiere, per cui insomma un grande tentativo di tornare alla normalità, perché tante cose si possono fare nel rispetto delle prescrizioni, ovviamente rispetto alla salute, soprattutto se le norme sono sensate. Perché vede, dicevo prima in conferenza stampa, veloce, da oltre un anno noi chiedevamo di risolvere il problema delle scuole con la ventilazione meccanica controllata. Abbiamo fatto un esperimento nella regione Marche governata da Fratelli d'Italia. Ventilazione meccanica controllata delle scuole abbatte il contagio da Covid dell'82,5%. Lei capisce che potevamo non chiudere i ristoranti, le palestre, non mandare in smart working la gente se il governo si fosse fidato dell'unica proposta seria che era di Fratelli d'Italia. Grazie, arrivederci. Dolore, grazie a Lucio Zanato. Ovviamente non posso non partire da lei, della Pietra. Beh, ho imparato bene, adesso cerco di essere rapido e non indolore nemmeno io. Credo che l'esempio fatto dalla Meloni sia evidente e anche questo, diciamo che potrebbe riallacciarsi a quanto detto prima, il fatto di remare tutti nella stessa direzione.
a volte proprio per un discorso di posizioni si tende a negare qualsiasi proposta che venga fatta dall'altra parte. Scusatemi se parlo, no? Certo. Si poteva riaprire prima, magari con tutte le avvedutezze del caso, le precauzioni. Che, insomma, si possa dialogare, ecco, con tutte le parti in campo, e in questo caso qui effettivamente avevamo ragione. Comunque Biasin diceva una cosa al di là del tema specifico, no? Ci sono dei giovani che sono ancora chiusi in casa. Lei tra l'altro non è solo assessore alle politiche sociali, è anche educatore, quindi ne sa qualcosa. Sì, ho la fortuna di lavorare all'USL come educatore, quindi giriamo spesso le scuole, abbiamo modo di vedere i ragazzi. Ma vi porto solo un esempio, che quando abbiamo appena ripartiti, nei tempi concordati col governo, siamo tornati in classe, e alla domanda semplice che facciamo ogni volta che iniziamo un'attività sul come state ragazzi, molti si sono messi veramente a piangere, e noi non eravamo preparati da educatori, nel senso che tante volte abbiamo capito che c'è stato qualcosa di grosso, e i ragazzi non l'hanno metabolizzato ancora. E noi quando parliamo di disagio giovanile magari utilizziamo un termine sintetico, no? Ci ficchiamo dentro un po' fatti di cronaca anche diversi fra di loro, però che ci sono e che hanno visto e che vedono un trend di crescita, perché poi anche noi da cronisti questo vediamo. Tra l'altro, parlando ieri con Biasin, collegato a questo problema, diciamo così, generazionale, ce n'è un altro che riguarda il terzo settore, che riguarda il volontariato. Certo, ed è collegato perché è intergenerazionale, nel senso che noi ci stiamo accorgendo che dopo la pandemia le nostre associazioni si trovano sprovviste di volontari, ma faccio degli esempi veramente più semplici, dalle sagre ai momenti di aggregazione gestiti da determinati gruppi. E ci stiamo chiedendo il perché, e secondo me il perché è abbastanza chiaro, nel senso che per 2 anni abbiamo impedito la relazione, e i ragazzi stessi che abbiamo obbligato a stare fuori dal gioco, compreso le famiglie, ecco, una cosa che magari quando si parla di disagio giovanile si evita, cioè si focalizza troppo sui giovani, secondo me, quando in realtà bisognerebbe parlare di disagio familiare, perché i giovani sono figli di papà e mamme che tante volte sono veramente un po' allo sbando. Penso solo al monte orario lavorativo che hanno da gestire, ai problemi, all'economia domestica. Vediamo adesso. Quindi le tensioni inevitabilmente si sono riversate sui giovani, ma sarebbe da chiamare disagio intergenerazionale. Assolutamente, assolutamente, perché poi non escludiamo i nonni, i nostri anziani, i grandi anziani, dove io vedevo la faccia disperata dei nostri concittadini quando abbiamo chiuso i centri anziani, non si poteva più giocare a carte, e per loro è stato quindi questa solitudine è diventata, mi pare di capire, quasi solipsismo, e da qui anche la fuga dal volontariato, o comunque il fatto di rimanere ricurvi su se stessi e non dedicarsi agli altri. Certo, è un fatto, mettiamolo forse un po' egoistico, però quando ti costringono a stare a casa è chiaro che tu devi riequilibrare un po' tutte le relazioni, e quello che dicevo prima ed è quello che ci siamo accorti è che adesso dobbiamo rimettere in moto una macchina storica, perché si parla veramente di anni e anni di relazioni dove gli anziani passavano determinate abilità, penso solo alle sagre, cose fantastiche, che si è interrotta per 2 anni, e rimetterla in moto con le modalità che avevamo prima credo sia veramente difficile, per cui qui bisognerebbe aprire veramente un tavolo di discussione e capire da che parte andare, e mettendo dentro dei focus importanti, non ultimo il dare gratis. Il volontariato si basa sul dare gratis del tempo. Tante volte non solo, perché poi lo sappiamo quando siamo là, insomma, me lo dicono in tanti, vabbè, ma poi io ci metto del mio, ed è bellissimo anche quello, per cui sì, ci sarà parecchio lavoro da fare. Sindaco, ha visto queste ferite nel terzo settore, nel volontariato? Nel senso che è vero, ci sono dei
delle particolari fattispecie che magari hanno più subito questa cosa. Io in realtà adesso vedo le mie associazioni storiche che non vedono l'ora di ripartire, per cui sono lì cioè, per 2 anni erano lì che non vedevano l'ora, e adesso che c'è un po' c'è la possibilità di riaprire, sono lì e sono già, io ho praticamente il calendario delle sagre da qui ad ottobre a Spresiano è lanciatissimo. Partiamo con lunedì Pasquetta al Piave, poi dopo abbiamo la sagra a Visnadello, poi dopo abbiamo diverse cosucce sempre a Visnadello e a Lovadina, poi dopo quest'anno avremo anche la sagra di Calessani, quella delle Cesolle a luglio, poi un bel calendario estivo, poi Calici in piazza, poi la sagra ad ottobre, quindi siamo in bomba. Adesso viene in mente la Proloco, che è quella che per queste cose qua, però è vero, il discorso anziani è stato grave anche per noi, quindi sicuramente quoto quanto detto poc'anzi, però ecco, c'è sì una parte di sfiducia tra virgolette, nel senso di rassegnazione, ma c'è anche una parte che è quella viva e che è quella che voglio sponsorizzare di più, che è quella che invece vuol fare, per cui c'è anche questa, ecco. E c'è molta voglia di fare, ricordare, commemorare, stupire a Borgo Valbelluna, dove in questi giorni c'è in scena un'importante mostra dedicata a un pittore bellunese illustre, perché poi si riparte dall'economia, lo abbiamo visto al Vinitali, fra poco ci ritorneremo, ma si riparte anche con la cultura e si riparte anche con l'arte. È così Deborah Lotto, Art Dolomites, che è appunto soggetto organizzatore della mostra dedicata a Luigi Cima in occasione dei 160 anni dalla nascita dell'artista. Buongiorno Lotto. Buongiorno a voi. Grazie per averci ospitato nel vostro TG. Sì, io sono qui perché a Borgo Valbelluna, proprio cogliendo anche quello che è stato appena detto in trasmissione da voi, questa mostra che era prevista 2 anni fa è stata bloccata da motivi che conosciamo, e finalmente il 12 di marzo abbiamo potuto inaugurare una mostra per ricordare il nostro pittore locale, ma di fama oserei dire internazionale, Luigi Cima. È un pittore che è nato a Villa di Villa nel 1860, ha frequentato gli studi presso l'Accademia di Venezia e poi è tornato qui nel nostro paese. Nel 2020 volevamo appunto ricordarlo per 2 motivi. L'amministrazione comunale di Borgo Valbelluna si era appena costituita come unico comune, mettendo assieme i 3 ex comuni, i 3 municipi di Lentia, Imel e Trichiana, e questa era l'occasione unica, per la prima occasione diciamo importante, per poter dare a questo nuovo comune, appunto Borgo Valbelluna, il suo personaggio famoso, il suo pittore. Dalle immagini che vedete scorrere potete vedere le opere esposte nella sede di Mel al Palazzo delle Contesse, sede in cui sono esposte oltre una 50ina di opere specifiche proprio del pittore Luigi Cima, ma anche tutta una serie di opere dei suoi amici e dei pittori che hanno frequentato con lui gli anni dell'Accademia. La mostra si intitola appunto Luigi Cima tra i maestri del vero, e i maestri del vero sono i suoi colleghi dell'Accademia come Favretto, Luigi Nono e tutta una serie di altri artisti. Sempre nella mostra appunto di Mel al Palazzo delle Contesse possiamo trovare invece le opere maggiori di Cima, che sono principalmente dedicate al mondo del lavoro di 100 anni fa, di fine 800, primi 900,
lavori di paese. Quello che stiamo vedendo è un quadro dedicato al lavoro del fabbro. Luigi Cima proviene da una storica famiglia di fabbri che è stata ritrovato dall'archivio storico parrocchiale abitante a Mel già dal 1450. Poi troviamo quadri con i lavori dei campi, con lavori proprio della stalla, i lavori proprio più umili che venivano fatti. Altro soggetto molto importante sono le vedute, i paesaggi che Cima dipingeva appunto della Val Belluna. A questa mostra di Mel, legata proprio alle vedute dei paesaggi, abbiamo abbinato nella sede distaccata della mostra a Trichiana, nella Sala Tina Merlin, una mostra fotografica curata da due importanti fotografi locali, Walter Argenta e Dario Tonet, che hanno immortalato i paesaggi dipinti dal Cima più di 100 anni fa, come sono adesso. Quindi abbiamo voluto mettere a confronto il cambiamento che c'è stato in 100 anni della nostra Val Belluna e dei nostri paesaggi. Infine abbiamo la terza sede, la sede di Lentiai, dove sono state esposte i quadri, le opere d'arte legate all'arte sacra, sempre dipinte dal Cima, del quale le nostre chiese sono ricche, e tutta una documentazione ricavata dall'archivio storico detenuto dalla dottoressa Antonella Alban, che è anche la curatrice della mostra, e abbiamo esposto appunto alcune lettere, alcuni documenti importanti che si riferiscono proprio alla vita di Luigi Cima. Allora, quindi di fatto, Lotto, ci troviamo di fronte a una mostra che possiamo definire diffusa su tutta la Val Belluna, perché appunto... Sì. Era il pittore della Val Belluna, ha immortalato scorci, li abbiamo visti, fantastici, e momenti di vita reale, vera, e da qui anche il titolo della mostra e della sua corrente artistica. Una mostra diffusa, lo ripetiamo, tra il Palazzo delle Contesse, che merita una visita al di là della mostra, perché comunque parliamo di Mel, uno dei borghi più belli d'Italia, Sala Tina Merlin a Trichiana, quindi sempre in comune di Borgo Valbelluna, l'oratorio di Lentiai, e poi appunto le opere, diceva lei, commissionate da parte del clero a Villa di Villa, a Mel, Carve, Frontin. Quindi per l'appunto una mostra diffusa. Come sta andando? Perché il taglio del nastro è stato sabato 12 marzo e andrà avanti fino a giugno. Per il momento com'è il bilancio e sarete aperti a Pasquetta? Allora sì, il bilancio per quel che ci riguarda è molto positivo, oltre tutte le aspettative. In un mese di mostra abbiamo superato i 1000 visitatori. La mostra sarà aperta tutti i weekend, venerdì, sabato e domenica, compreso il lunedì di Pasquetta, quindi un'ottima opportunità per una gita fuori porta, per visitare intanto il comune di Borgo Valbelluna con il suo territorio, ma poi per venire a vedere la mostra chiaramente. Sarà aperta anche il 25 aprile e la mostra si protrarrà fino al 5 di giugno. Ecco, parliamo tanto, e guardo anche i miei ospiti qui in studio, di turismo di prossimità, di valorizzazione delle risorse locali. La pandemia ha fatto tanti danni, soprattutto dal punto di vista sociale e economico, ma forse ha consentito di riscoprire alcuni angoli nascosti nel nostro territorio, Biasin. Certo, noi stiamo vedendo ad esempio che a Silea, ma penso che in altri territori, la bici la sta avendo da padrona. Questi giorni abbiamo il pienone, ma anche ai parchi, quelli vicino del nostro comune. Quindi riscoprire il territorio e non andare anche troppo lontano, questo sì è vero, è una bella cosa, assolutamente. Spresiano? Ma abbiamo il Piave noi, che credo che io poi dopo... mi piace quando parli dei tuoi luoghi, perché si vede che ci sei... No, ma è bella questa cosa qua, si percepisce. Perdonami se faccio sta considerazione. Beh, certo, credo che sia fondamentale
iniziare dal nostro per poi allargarsi. Io, guardate, ieri sono stato all'inaugurazione al museo Simon Benetton di una mostra di appunto Simon Benetton e di Silvano Braido, che sono due maestri mancati, ma del nostro territorio, e guardate, credetemi, le emozioni, le suggestioni sono state davvero molte, per cui sì, sono pienamente in asse anch'io con questo ragionamento. Quindi allora vi ricordo l'appuntamento con Deborah Lotto dedicato a Luigi Cima, questa mostra diffusa tra Mel, Trichiana, Lentiaie, quindi questa mostra diffusa su tutta Borgo Valbelluna, che è visitabile, se non sbaglio, Lotto, fino al 5 di giugno. Sì. La mostra è visitabile fino al 5 di giugno, nel weekend, il venerdì pomeriggio, sabato e domenica, mattina e pomeriggio. La mostra, collegandomi a quello che avete detto in studio, è una mostra aperta al territorio che attraverso i quadri e le opere, si parlava del Piave, spesso dipinto proprio da Luigi Cima, vuole promuovere il territorio e ripartire. È una mostra proprio dedicata anche alla ripartenza. La mostra è stata voluta dall'amministrazione di Borgo Valbelluna ed è organizzata dall'associazione Ardolomites, che opera a Borgo Valbelluna, ma non solo. Quando ha parlato di Piave, il sindaco della Pietra è sobbalzato sulla sedia, però appunto dipingeva il Piave della Valbelluna, quindi immagino gli scenari esatto di Nave, di Mele e quant'altro, insomma, anche lì. Infatti. Allora. Sì, che da noi poi lo chiamiamo la Piave. Sì, anche da noi, però ecco. No, non sono misogino, attenzione, è la Piave anche da noi. Però noi abbiamo il Parco Grave e quindi diciamo il Piave perché ricomprendiamo tutta la zona, ecco, del Parco Grave. Ecco, visto che l'argomento è scivoloso, la ringrazio. Allora, Deborah Lotto, la ringrazio davvero per questi scorci bellissimi dalla Valbelluna. Invitiamo tutti a visitare questa mostra. Pasquetta è alle porte. Chi ancora non ha programmato la Pasquetta fuori casa, ecco, questa è una chance che arriva direttamente dal territorio. Grazie Deborah Lotto. Grazie a voi. Arrivederci. E buon proseguimento, arrivederci. Grazie mille. Allora, noi adesso facciamo qualche istante di pubblicità, poi ci ritroviamo di nuovo con Biasin e della Pietra e ritorneremo anche a Verona per il Vinitalia fra poco. Di nuovo in diretta, ultima parte di questa prima edizione, per oggi lunedì 11 aprile, una puntata che ci ha consentito di toccare vari temi della politica, dell'attualità e della cronaca, come leitmotiv il Vinitaly a Verona, che riparte dopo 2 anni, una ripartenza vera e propria, quindi ve l'ha documentata il nostro Lucio Zanato, Lucio che tra l'altro vedo di nuovo collegato. Lucio, mi senti? Come procede? Sì, certo che ti sento, anche se qui devo dire il fragore del movimento è notevole, procede benissimo. Nicoletta vi fa vedere quanta gente sta girando per gli stand. Noi rimaniamo volutamente all'interno dello stand della Regione Veneto come riferimento, però devo dire che tutti gli altri stand che abbiamo visitato prima, arrivando ad esempio in quello della diocesi, è veramente pieno di gente, pieno di buyer, di persone, personalità. Qui ad esempio abbiamo Giampiero Beltotto, buongiorno, siamo in diretta su Antena 3. Cosa ci fa il presidente, direttore dei teatri veneti qui? Sono venuto a omaggiare il presidente Zaia, che è il nostro socio di riferimento ovviamente, e partecipo a 2 convegni del Prosecco. Ecco, da giornalista cosa mi dici di questo Vinitaly? Come lo vedi? Grande successo, non si vede, grande successo, la gente ha voglia di venire fuori, di divertirsi e di sentire cose buone. E il teatro? Come sta andando? Alla grande, come sempre. Adesso si torna in presenza totale, in cosa? Siamo sempre in presenza totale da molto tempo. Bisogna adesso riportare gli spettatori dentro il teatro. Quindi va ricordato questo? Ah, certo,
Fai così, venite a teatro, dovete venire tutti a teatro. Voi dovete sapere che lui è stato il mio direttore molto tempo fa. Sì. Fu un periodo infelice. Grazie. Andiamo avanti perché conosciamo altre persone, un altro movimento. Vedete qui sopra c'è un pranzo un po' particolare, mentre noi andiamo avanti, mentre abbiamo, eccoci qua, perché da una parte abbiamo Luca Zaia, dall'altra parte invece abbiamo il Presidente Nadal, con Difesa Treviso. Presidente, lei è venuto qui a fare un giro, l'abbiamo convocata nel Veneto perché, come direbbe chi fa agricoltura, come il Porsale del Sant'Antonio, sempre in giro. No, noi siamo venuti qua non solamente per trovare gli amici, i produttori che oggi sono presenti, perché sono nomi importanti, parliamo di 4.500 aziende, perciò conosciamo questo mondo produttivo, ma anche perché il Vinitaly non è solamente una vetrina, ma è anche un confronto. Troviamoci tra produttori, discutiamone, parliamone, creiamo il nostro futuro, sosteniamo la nostra sostenibilità, tutti parlano di sostenibilità, ma bisogna sostenerla. Oggi noi abbiamo partecipato a un convegno proprio sulla sostenibilità, domani saremo presso lo stand qui della Regione Veneto che parleremo dei fondi mutualistici nostri. Sì, perché va ricordato che per chi non conosce, il Condifesa è sostanzialmente un'associazione di agricoltori che spuntano le polizze migliori per le assicurazioni in caso di avversità. Grandine, giusto? Già era il consorzio della Grandine una volta e adesso invece è diventato per molte altre malattie. Una volta era il consorzio che si chiamava Consorzio Antigrandine perché l'unico problema era della tempesta, Consorzio della tempesta, così era chiamato. Ma oggi purtroppo le avversità, quelle che erano l'eccezione sono diventate di frequenza, basta pensare alle gelate. Prima si andava indietro di 50-60 anni all'ultima gelata, adesso alle 5 anni abbiamo subito 4 gelate. Ecco, di fronte a questo abbiamo creato e cerchiamo con le compagnie di assicurazione di trovare i prodotti migliori. Ecco, a proposito, un'ultima battuta, siccome oggi tra le altre cose si è parlato anche di flavescenza dorata, oltre che di vitigni resistenti, per la flavescenza dorata, per i nostri agricoltori, i nostri viticoltori, c'è una polizza, un'assicurazione? Allora non c'è una polizza ma c'è un fondo mutualistico, noi indennizziamo la mancata produttività a causa delle flavescenza dorata, però non ci fermiamo là, stiamo creando un fondo mutualistico che non sarà agevolato perché vogliamo che gli agricoltori tolgano le viti ammalate, ripeto, bisogna togliere le viti ammalate, questa è l'unica soluzione, fare i trattamenti mirati di prevenzione che noi diamo delle indicazioni precise in base alle aree, però comunque alla fine dell'annata bisogna togliere le viti ammalate. Noi su questo creeremo un fondo mutualistico, speriamo che la Regione, mi sembra che ci sia anche la disponibilità, vogliamo indennizzare un compenso per chi toglie la vite ammalata e la sostituisca con un barbattellone, non la solita barbattella di un anno ma quella di 2 anni. Anticipiamo la produzione in modo tale di non avere delle perdite produttive e debelliamo questa flavescenza dorata una volta per tutte. Grazie Presidente, noi adesso andiamo avanti con Nicoletta, andiamo avanti, avete sentito questo discorso della flavescenza dorata è importante perché naturalmente l'abbiamo detto anche prima, è forse la malattia che in questo momento preoccupa maggiormente i nostri viticoltori e in questi momenti un po' particolari naturalmente va debellata in maniera interessante e importante. Qui vedete sempre all'interno dello stand sono tutta una serie di iniziative perché Vinitaly, ripeto, non è solo compravendita di vino, compravendita di proprio di materiali, cioè fare business, ma è anche cultura, è anche confronto, l'abbiamo sentito prima con il consorzio di OCG, e anche confronto nei territori, quindi il rapporto tra le persone e naturalmente anche tra le persone, dicevo, e chi il vino lo fa. Però io volevo, prima di darti la linea Cristian, arrivare qui perché dobbiamo dire che il vino è anche solidarietà. Noi non c'è anno che non raccontiamo la storia di questi ragazzi speciali dell'AIBI e qui è lo stand che loro hanno da sempre con la Regione del Veneto. Perché? Perché loro praticamente, questi ragazzi speciali, grazie a un'iniziativa di solidarietà di Giorgio Secchetto, si producono il vino. Questo è il vino Raboso, è un vino Raboso che ha delle etichette particolari ed è un vino per la solidarietà. Vediamo chi ci racconta questa storia
il tuo nome e il tuo cognome? Io sono Michela Menin, coordinatrice di IPD Marca Trevigiana. Ecco, raccontiamo in diretta ai nostri telespettatori che cosa significa per voi essere qui, anzi per loro soprattutto essere qui al Vinitaly, e che cosa stanno facendo quando offrono una bottiglia. Sì, allora per noi, per questi ragazzi è una grandissima opportunità perché possono dimostrare quello che valgono e soprattutto possiamo, grazie alle donazioni che ci vengono date in cambio delle nostre bottiglie, possiamo continuare a lavorare per avere una vita più autonoma e per avere appunto un'integrazione, un'inclusione nella società sempre più realizzata e sempre più realizzabile. Ecco, diciamo che l'essere persona down non fa più la differenza che faceva una volta. Sì, allora i tempi sono fortunatamente cambiati e la società ci dà molte più occasioni appunto di dimostrare quello che sono le capacità delle persone con la sindrome di Down e quello che possono fare. Possono avere un lavoro vero, possono avere uno stipendio, quindi una casa e abitare da soli anche. Quindi insomma la cosa più importante è essere, come dire, essere nella normalità un po' speciali. Sì, esatto, e soprattutto avere l'opportunità di far valere le proprie capacità e i propri diritti. Grazie, insomma, Christian, telespettatore di Antena 3, avete visto, il Vinitaly è anche solidarietà e secondo me questo è il messaggio più bello che arriva da questa kermesse che riprende la sua vita dopo 2 anni di stop. A me comunque piace farvi vedere queste immagini, mi piace farvi vedere questo movimento, questa gente, questo così, continuare a parlare, a confrontarsi. E allora, se intanto hai delle domande, Cristian, se no io ti proporrei un ultimissimo collegamento tra qualche minuto. Ho due domande per te, Lucio, proprio per te. La prima è: che effetto ti fa ritornare al Vinitaly? Tu sei il nostro narratore, no, dell'agricoltura e non solo, ma insomma, che effetto ti fa a te come operatore dell'informazione? Ti rigiro la domanda che hai fatto tu prima a Bentotto. E seconda domanda, se hai già brindato con Nicoletta e con che cosa, se sì. Allora, la prima domanda è: l'effetto è un effetto bello, buono, è un effetto positivo e ti garantisco vedere questa gente che si muove, questa contrattazione, ma anche e soprattutto tanti sorrisi, tanti pacche sulle spalle, gente che per 2 anni non si è rivista, perché non dimentichiamo, siamo esseri umani, quindi per molti, oltre che prendere, diciamo così, accordi, oltre che fare degli affari come sia giusto che sia, e soprattutto trovarsi tra le persone, trovarsi, ritrovarsi, stringersi le mani, quindi un bellissimo effetto e spero che questo si moltiplichi per molti altri momenti di questo anno in cui riprendiamo una normalità che normalità non è al 100%, perché comunque anche qui qualche riflesso della guerra lo si vede, lo si sente, insomma molto attenuato, perché qui l'impronta è quella dell'ottimismo. Per quanto riguarda la prima volta, per quanto riguarda la seconda ti dirò, noi come dire, quando siamo in diretta, quando siamo di servizio, siamo un po' come i carabinieri, quindi non si beve. Stai tranquillo, comunque una volta terminato questo collegamento in diretta, questi collegamenti in diretta, nel pomeriggio poi registreremo la puntata di Pasqua di Agricoltura Veneta, quindi vedremo altre cose, ma riproporremo attraverso appunto il nostro settimanale i momenti più belli e particolari di questo Vinitaly. Dicevo, una volta terminato tutto, naturalmente un flute ce lo berremo e non può che essere un flute di prosecco. Mi sembra giusto e doveroso. Grazie davvero Lucio Zanato, grazie a te e a Nicoletta Rizzetto e a tutta la squadra di Media Nord-Est che sta seguendo questo vero evento di ripartenza. Grazie Lucio. Ecco, quindi sono immagini che comunque, al di là di tutte le analisi economiche e quant'altro, comunque fa ben sperare, perché è da 2 anni che non vedevamo immagini di questo tipo. Certo, sono pienamente d'accordo. Io vado ogni anno al Vinitaly, quindi adesso quest'anno vedo se riuscirò ad andare mercoledì, ma intanto comunque Lucio mi ha già dato, no, gioia. Già dato cui, delle dritte, sì, anche. e quindi davvero rincuora vedere che c'è una ripartenza e speriamo sia
la volta buona, ecco. E bello anche l'ultimo riferimento che Lucio ha fatto all'IPD, quindi anche a questo progetto di inclusione con le persone Down. Sì, tra l'altro ho visto delle etichette bellissime perché sono originali, poi è chiaro che loro hanno il valore in più e io ne conosco tanti, sono i miei amici, per cui ho visto tra l'altro Matteo Giomo che insomma poteva essere un ping pong. Allora, in conclusione vorrei chiedere, che così non lasciamo nulla di intentato, a Renato se abbiamo le immagini plastic free di ieri a Silea, la manifestazione che si è tenuta ieri a Silea e in tanti comuni del Veneto. Abbiamo le immagini, Biasin, che giornata è stata? Ma è stata una giornata di coinvolgimento territoriale bellissima, perché poi curare il proprio territorio in maniera attiva, utilizzando anche delle famiglie, abbiamo avuto un sacco di partecipazioni di famiglie nuove con i bimbi in bicicletta, quindi, e prendersi cura direttamente del proprio territorio, ovviando magari a errori di altri, è sempre importante. Ecco, e chiudiamo così con queste belle storie, con queste iniziative che arrivano dal territorio, un territorio che comunque guarda sempre avanti nonostante tutto e nonostante i tanti fronti aperti che abbiamo cercato di mettere in fila in questa prima puntata della settimana. Io vi ricordo veramente in ultimissima battuta l'appuntamento di questa sera con Ring, con Ferdinando Avarino, Raffaele Speranzona, Fratelli d'Italia, Mario Conte, sindaco di Treviso, Giovanni Zorzi del Partito Democratico, Marco Bonet, giornalista del Corriere del Veneto, Andrea Colasio, assessore padovano che parlerà di Urspicta, e Loris Sonego, presidente Banca della Marca. E poi su tutto il sondaggio, rinunciare al condizionatore per fermare la guerra, se sì numero in verde, se no ça va sans dire, visto che abbiamo parlato tanto di Francia, della pietra, il numero è quello in rosso, 0422 16 26690. State chiamando davvero in tanti, mi dicono dalla regia. Grazie della Pietra, grazie Biasin, grazie Renato Capoia e Mattia Pizzaia dalla regia. Noi ci vediamo alle 18:30 come sempre in diretta per il telegiornale regionale. Buon proseguimento.